Bene, sono davvero lieta di essere qua a dare il benvenuto a voi tutti e ai nostri illustri ospiti che ci aiuteranno a conoscere meglio la figura di Giorgio Asproni, di cui sono stati pubblicati quest'anno i discorsi parlamentari. Questo incontro è promosso dall'amministrazione comunale di Bitti. Di Asproni, considerato uno dei 100 uomini che hanno fatto l'Italia, si parla, ma non è mai troppo. Se ne parla soprattutto dopo la pubblicazione del Diario Politico nella seconda metà del secolo scorso a cura dell'Università di Cagliari, un'opera monumentale di 7 volumi che rappresentano un ricco affresco della quotidianità dell'Ottocento. Un diario iniziato il 29 marzo del 1855 e concluso il 23 aprile del 1876, pochi giorni prima della morte di Asproni. Al centro c'è un personaggio nato qua a Bitti nel 1808, legato molto alla Sardegna, canonico a Nuoro, prima di scegliere la carriera politica e di diventare un protagonista del Risorgimento italiano, esponente della sinistra, amico di Mazzini e Garibaldi, perenne avversario di Cavour. Stavolta c'è un'altra pubblicazione di peso che è rappresentata dai discorsi parlamentari, un'opera edita dalla Camera dei Deputati e curata dal professor Guido Melis, che è qui con noi assieme ad altri autorevoli studiosi. Il professor Melis presenta un saggio che apre i 2 volumi, un prezioso saggio. I volumi sono 2, cioè gli atti parlamentari sono riuniti in 2 volumi molto spessi, come potete vedere, 1 e 2, 1250 pagine circa, sono stati pubblicati lo scorso maggio, riuniscono l'intensa attività di Asproni, che è stato parlamentare per quasi 30 anni e ha abbracciato 8 legislature. A Torino, dove viene eletto per la prima volta nel 1848, anche se sbarca nel Parlamento subalpino un anno dopo, quando si dimette da canonico penitenziario a Nuoro, poi a Firenze e a Roma, ha vissuto l'incarico politico con molto impegno e grande intensità. È sempre stato presente in aula, protagonista di tanti interventi e dibattiti sui temi più vari, dalla pena di morte alla situazione delle strade in Sardegna. Per questo la raccolta non può non essere così ampia. Qui vengono riportati oltre 1000 discorsi. Colpisce comunque che questa pubblicazione arrivi ora, a quasi 150 anni dalla morte di Asproni, avvenuta il 30 aprile del 1876. Viene da pensare che evidentemente è un personaggio capace di parlarci ancora, al di là del tempo passato e anche delle dimenticanze che soprattutto prima della pubblicazione del Diario Politico non sono mancate. Ora, scorrendo queste pagine, si ritrovano assieme a una grande dialettica e una verve polemica tante criticità sempre attuali, dai trasporti alle strade da costruire, dal servizio postale ai lavori nel porto di Terranova, cioè Olbia, dalla questione del combustibile alla carcerazione preventiva, dalle spese per la distruzione delle cavallette, c'erano già al tempo, ai sussidi agli emigrati, dalla ricostituzione della provincia di Nuoro, che era stata soppressa nel 1859 dalla legge Brattazzi, agli scavi archeologici, dalla presenza dei carabinieri in Sardegna alla gestione dei boschi, dalla vendita dei beni demaniali alle ferrovie, alle cattedre universitarie, alla sicurezza e all'ordine pubblico. C'è davvero di tutto. Tutto questo ci fa cogliere una continuità con tante problematiche attuali, storicamente irrisolte o semplicemente cicliche. È una miniera di informazioni e quindi uno strumento importante per gli studiosi, perché in queste pagine passano le battaglie di Asproni, coscienza critica dei democratici, sostenitore di uno Stato repubblicano, direttore ed editorialista nella stampa democratica dell'Ottocento, e passa anche la grande storia che lui ha vissuto da protagonista e che naturalmente può appassionare tanti lettori, non solo gli studiosi. Dice il professor Melis nel suo saggio: la pubblicazione dei discorsi attesta da sola l'operosità di Asproni, e aggiunge ancora: giunto a Torino, a Palazzo Carignano, subito emersa la sua qualità più evidente, cioè l'operosità in aula e negli uffici.
Asproni si muove dunque da padrone della macchina parlamentare, come appunto emerge da questa moltitudine di interventi, dove ritroviamo le discussioni per la costruzione dell'unità d'Italia, difficili rapporti tra Chiesa e Stato e naturalmente i problemi legati alla Sardegna. Nel 1856 dice la sua in maniera molto efficace sulla pena capitale. A me ha colpito molto e mi piace richiamare queste parole di Asproni, che definisce la pena capitale dice Asproni, la pena capitale avvezza gli uomini al sangue, inferocisce l'animo, distrugge, non educa, non incivilisce. La legge che impone la pena di morte riveste il carattere della vendetta e il sangue che si sparge macchia, non lava. Affermazioni non scontate in ogni tempo, oggi come ieri. I discorsi parlamentari sono preceduti dal saggio del professor Guido Melis, che di per sé merita la lettura, perché ricostruisce il quadro storico in cui Asproni matura scelte e battaglie. Racconta tanto anche del paese d'origine, dell'ambiente pastorale dove nasce, naturalmente lo fa con l'approccio rigoroso dello storico. La sua introduzione, sono circa 150 pagine, per cui sono facili anche da leggere, rappresenta una biografia umana e politica completa, arricchita da frequenti citazioni tratte dal diario, come pure da tante annotazioni e curiosità. Ne voglio riportare qualcuna. Al tempo di Asproni, Bitti nel 1833 aveva 2.877 residenti, 921 famiglie, 2.200 capre e 56.000 pecore. Conserviamo la stessa quota di pecore, tutto il resto mi sembra cambiato. Altra curiosità, il sistema elettorale. Asproni il 22 luglio 1849 viene eletto con 68 voti su 333 iscritti. Nel 1859 viene eletto a Genova con 57 voti su 83 elettori. Nel 1874 con 370 voti su 739 votanti e 1.500 aventi diritto. Insomma, la base elettorale era naturalmente molto ristretta, definita da una legge adottata da Carlo Alberto nel 1848 e che rimase in vigore fino al 1882. Per votare bisognava saper leggere e scrivere, pagare 40 lire oppure appartenere ad alcune categorie come professori, magistrati e ufficiali. Il saggio va naturalmente ben oltre queste curiosità che a me fa piacere ricordare. Rappresenta una guida alla scoperta di Asproni, alla sua vicenda umana e alla complessità politica. Ci diranno naturalmente di più e meglio i nostri ospiti, che a questo punto vi presento. Il professor Guido Melis, che è qui accanto a me. È un intellettuale di rango, è sassarese, deputato dal 2008 al 2013, docente all'Università La Sapienza di Roma, docente all'Università di Siena e Sassari e alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. È autore di numerosi volumi sulla storia della pubblica amministrazione italiana e sulla cultura del diritto amministrativo nelle strutture burocratiche dello Stato. Di Asproni inizia a interessarsi in tempi molto lontani, già nel 1979. Accanto a lui, dov'è? Francesco. Oh, scusami, non ti vedevo. È il professor Francesco Sodu, docente di storia delle istituzioni politiche del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Sassari. Si occupa soprattutto della storia delle istituzioni parlamentari tra 800 e 900 e della storia delle istituzioni autonomistiche sarde. Poi sto seguendo l'ordine degli interventi che ci saranno dopo. Diego Carlu, un bittese studioso di Asproni, autore di vari articoli sulla vita e sull'attività politica di Asproni e promotore di varie iniziative legate alla conoscenza di questo concittadino illustre. Giuseppe Pulighedo, professore di storia e filosofia al liceo classico Giorgio Asproni di Nuoro,
dove ha coordinato la pubblicazione di un volume e curato una mostra di grande impatto dedicata ad Asproni in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Fa parte della Commissione Didattica Nazionale dell'Istituto Ferruccio Parri. E Anico Pau, ex sindaco di Nuoro, ex consigliere regionale, presidente della sezione nuorese Giorgio Asproni dell'Associazione Mazziniana Italiana, autore di recente di un volumetto dedicato ad Asproni e a uno dei suoi primi estimatori, ovvero Lello Puddu. A questo punto abbiamo tanto da ascoltare, ma prima di dare la parola ai relatori la cederei per un saluto all'assessore Mario Sanna, assessore comunale alla cultura. Prego. Grazie Marilena, buonasera a tutti, è un vero piacere ospitare i relatori appassionati e curatori della figura di Giorgio Asproni ed è un immenso piacere avere un pubblico così numeroso stasera per un evento di tale levatura intellettuale. Io il 29 giugno ho avuto l'onore di rappresentare il comune di Bitti nella presentazione sassarese che si è tenuta nel Palazzo Provinciale, in cui era presente anche l'onorevole Pietrino Suddu e il professor Mattone, oltre appunto all'autore del libro Guido Melis, e il professor Casu che in uno appunto all'autore ha curato il libro che oggi appunto andrà ad essere presentato. Colgo l'occasione per salutare appunto il professor Casu che per motivi personali non è potuto essere presente oggi. Colgo l'occasione anche per ringraziare Diego Carru che appunto grazie al cui impegno in uno con l'amministrazione comunale ha contribuito alla riuscita dell'evento di stasera. Che dire, su Asproni si è detto tanto, non sono sicuramente io il appunto deputato a parlare della sua figura stasera, però voglio sottolineare il fatto appunto che quest'opera rappresenta sicuramente il tassello mancante di tutte le opere che sono state promosse appunto sull'operato e sul pensiero politico di Asproni. Questa è sicuramente in particolare un'opera straordinaria perché va a cogliere diciamo, il suo pensiero direttamente dalle fonti primarie, cioè dalle verbalizzazioni dei suoi discorsi effettuati in Parlamento, quindi grazie ai quali può essere veramente fatta luce sulla natura effettiva del suo pensiero politico. Quindi ringrazio tutti nuovamente un saluto e lascio la parola ai relatori. Grazie. Abbiamo un altro saluto e con piacere diamo la parola a Idimo Corte che è presidente della Fondazione Asproni. Prego. Grazie e buonasera a tutti. Non prevedevo di prendere la parola oggi, però mi rendo conto che essendo diventato presidente della Fondazione Giorgio Asproni, trovandomi oggi a Bitti, non potevo sottrarvi a un saluto da parte appunto della Fondazione. E sentivo anche prima che iniziasse la conferenza da parte di molti chiedersi ma questa fondazione che cosa sta facendo, non si è più sentito parlare. Devo dirvi che la fondazione è viva, vegeta, vitale e sta compiendo delle grandi operazioni, soprattutto di carattere amministrativo, con le quali ultimamente si era creato qualche problema. Devo dirvi che le cose si stanno risolvendo e non perché sono diventato io presidente, perché mi debba assumere dei meriti, semplicemente probabilmente sono maturati i tempi perché queste cose si potessero risolvere. E anzi, a proposito di questo voglio anche ringraziare chi mi ha preceduto nel ruolo, nella fattispecie l'amico Giuseppe Ciccolini, oggi
membro del Consiglio di amministrazione, che ha portato avanti con tanto sacrificio appunto l'attività della Fondazione. Ecco, ma vorrei rivolgere anche un ringraziamento al professor Melis per la pubblicazione di questi volumi degli atti parlamentari. Devo dirvi che è qualche cosa che da decenni si cercava di realizzare. 15 giorni fa abbiamo organizzato a Cagliari un incontro asproniano dove si è parlato molto di questa pubblicazione, ed in particolare, avendo ricordato e dedicato la serata al professor Titurru, abbiamo tutti considerato quanto lui sarebbe stato felice e contento di vedere questa pubblicazione realizzata. Sempre in questa conferenza abbiamo invitato dei vecchi studiosi, vecchi tra virgolette asproniani. Era presente la professoressa Maria Curias Corona, era presente Stefano Pila e la professoressa, la dottoressa Marinella Ferraico Corti, studiosi di consolidata esperienza riguardo alla figura di Giorgio Aspruni. C'erano però anche dei nuovi, dei giovani studiosi, in particolare il professor Marco Atterrano, docente di storia contemporanea presso l'Università di Messina, e c'era anche Roberto Iba, un archivista dell'Archivio Storico di Cagliari. Perché dico questo? Perché abbiamo avuto la soddisfazione come fondazione di vedere a fianco il vecchio, tra virgolette, e il nuovo, perché e questo è quello in cui la Fondazione crede, ed è anche in fin dei conti il nostro ruolo, è quello di avvicinare dei nuovi studiosi, nuovi ricercatori allo studio della figura di Giorgio Aspruni. E da questo punto di vista la pubblicazione di questi atti parlamentari rappresenta un'altra opera monumentale a fianco al diario politico che è stato citato da chi ha parlato prima di me, e non è azzardato nel giudizio dire che questa pubblicazione, seppure con valenza diversa rispetto al diario che sappiamo essere un qualche cosa che è stato scritto da un protagonista diretto del Risorgimento, però non è sbagliato affiancare come importanza questa pubblicazione degli atti parlamentari al diario politico. Credo di essermi prolungata anche eccessivamente, quindi restituisco il microfono, saluto ancora e ringrazio tutti. Grazie a lei. Adesso procediamo con i nostri relatori. È il momento del professor Francesco Sodu, che ci parla di Asproni parlamentare nel Risorgimento e nei primi anni dello Stato unitario. Sì, grazie molte. Il titolo della relazione che gli organizzatori di questo incontro, che ringrazio molto per l'invito, mi hanno assegnato, è stata appena ricordata dalla nostra coordinatrice. Ho deciso di interpretarlo provando a focalizzare l'attenzione non tanto sul personaggio Asproni, credo che altri ne parleranno, ma piuttosto sul mestiere di deputato al tempo di Asproni, visto attraverso l'esperienza di quest'ultimo. Le 123 pagine, per essere puntuali, della densa introduzione di Guido Melis accompagnano il lettore nell'esplorazione delle 1252 pagine dei discorsi parlamentari, riprodotti, come è stato già detto, insomma, nei 2 tomi che compongono questa importante opera. Dico subito importante, anche perché, come ha rilevato Antonio Casu, cioè il bibliotecario capo, se si dice così come titolo, della Camera dei Deputati, nel corso della evocata presentazione a Sassari, in qualche modo quest'opera costituisce un'eccezione rispetto alle raccolte di discorsi parlamentari che la Camera tradizionalmente ha promosso, non tanto per il peso del personaggio di cui si voleva ricordare l'attività, quanto nel caso di Asproni per la sua distanza, almeno a me sembra così,
dalla politica contemporanea, o meglio dai partiti che l'hanno maggiormente, non tutti, maggiormente caratterizzata, diciamo dei partiti più robusti che l'hanno caratterizzata. Di qui pertanto l'eccezionalità di questo tributo ad Asproni, e infatti è arrivato un po' tardi, se vogliamo, no? Gli interventi parlamentari di Asproni sono accompagnati da una nota introduttiva, non solo l'introduzione, ma ciascun intervento è accompagnato da una nota di Melis in corsivo, come in corsivo sono i commenti con i quali Melis accompagna il lettore per spiegare i passaggi della prosa parlamentare di questi interventi, che è segnata dalla natura dialogica del confronto. Così si dipana per tappe, per interventi successivi, talvolta brevi osservazioni o semplici interruzioni, spesso determinati da interlocuzioni con altri deputati o con i membri dell'esecutivo presenti alla discussione. Queste note introduttive completano il racconto del saggio che apre il primo dei 2 volumi e in qualche modo dialogano con esso, se si può dire così. L'introduzione di Melis è insieme una guida indispensabile alla lettura dei discorsi, ma anche un saggio di storia costituzionale. La Nuova Sardegna ieri, e l'ha ricordato anche Marilena poco fa, presentando questo evento, parlava di biografia completa. Non ha torto, io credo che il saggio di Melis si può leggere anche così, ma dal mio punto di vista racconta anche il Parlamento del tempo di Asproni, il suo concreto funzionamento attraverso l'attività di quest'ultimo, cioè di Asproni. Asproni rappresenta infatti, è già stato in qualche modo detto, un caso esemplare di un ascoltato e rispettato deputato dell'opposizione di livello nazionale, come credo emergerà anche dalle altre relazioni, molto attivo nell'attività in aula, e lo documentano i discorsi raccolti in questi volumi, ma molto attivo anche negli altri organismi nei quali si articolava l'attività parlamentare, come precisa nell'introduzione stesso Melis, che utilizza per questa parte dell'attività parlamentare soprattutto le informazioni ricavabili dal diario, che costituisce in questa ricostruzione in qualche modo una fonte altrettanto essenziale. L'attivismo di Asproni scontava però un'organizzazione dei lavori parlamentari segnata da soste troppo lunghe e frequenti, come dimostra anche il numero delle sedute tenute in ciascun anno, che Melis puntualmente riporta, sicché a voler contare il tempo di Asproni in Parlamento si deve tener conto anche di queste discontinuità, cioè è vero 30 anni, ma con tanti buchi in mezzo, diciamo così. In effetti la carriera parlamentare di Asproni coprì un periodo che va dagli esordi dell'istituto rappresentativo all'indomani della concessione dello Statuto Albertino, cioè della Carta Costituzionale del Regno di Sardegna nel 1848, fino alla conclusione del primo periodo postunitario contrassegnato dalla destra storica, cioè il 1876, che è poi la morte del nostro deputato. Una scheda collocata quasi come una tappa per l'orientamento temporale prima delle pagine che riproducono i discorsi parlamentari, che sono presentati non a caso in ordine cronologico, fornisce un quadro preciso e direi immediato di questa carriera, fornendo l'elenco dei mandati parlamentari di Asproni, indicando il numero ordinale della legislatura, la data dell'elezione e il collegio. Si trattava, è stato già detto, di un sistema elettorale maggioritario e uninominale. Nelle 12 legislature nelle quali si articolò tutto questo complesso periodo, Asproni fu eletto con una certa continuità, è già stato detto, 8 legislature. Inizia la sua esperienza parlamentare con la terza legislatura, che nonostante il numero ordinale prese avvio il 30 luglio del 1849, a poca distanza dalle prime 2, peraltro brevissime. La loro durata era stata determinata dai concitati sviluppi della prima guerra d'indipendenza e come queste prime 2 destinate a durare poco, si conclude il 20 novembre di quell'anno. Nonostante la brevità della legislatura, gli interventi di Asproni sono numerosi
e segnalano già una caratteristica del suo impegno parlamentare anche negli anni successivi, cioè la costante attenzione alle questioni che toccassero, diciamo così, gli interessi della Sardegna, ma anche il contributo di Asproni nei dibattiti su questioni di grande importanza e di rilievo nazionale, ed insieme anche l'attenzione a questioni apparentemente minute che riguardassero persone e territori anche se non legati alla Sardegna, a dimostrazione, almeno a me sembra così, di una sensibilità e di una consapevolezza della natura del mandato parlamentare. L'articolo 41 dello Statuto albertino recitava infatti: i deputati rappresentano la nazione in generale e non le sole province in cui furono eletti. Asproni esercitò il suo mandato con questo spirito, mi pare sin dall'inizio, anche se Melis segnala che ci fu un cambio di passo con la legislatura successiva, la quarta. Negli indici, il riferimento è agli indici degli atti parlamentari che forniscono informazioni preziose sull'attività dei deputati e che ora, lo dico soprattutto per gli studenti, almeno un paio ci sono in questa sala, sono disponibili nel sito web della Camera dei Deputati, che ha anche digitalizzato integralmente la serie discussione, mettendo a disposizione degli utenti questo importante patrimonio. Negli indici, dicevo, della quarta legislatura, scrive Melis, il nome di Asproni ricorre ben 194 volte, ma al di là del numero aggiunge: colpiscono la lunghezza degli interventi, sono adesso numerosi i discorsi di svariate pagine e soprattutto la varietà dei contenuti, indizio, rileva Melis, di un aprirsi dei suoi interessi. La rassegna degli argomenti trattati, conclude, spazia ben oltre i due prima prevalenti, la questione sarda e i problemi del clero, specie di quello minore di cui Asproni si sentiva in qualche modo il rappresentante. Ho già detto che la sua esperienza inizia con la terza, ma è già stato ricordato, in realtà Asproni fu eletto anche nella prima legislatura, nelle suppletive del giugno del 48, ma l'elezione fu annullata per l'incompatibilità con la carica di canonico penitenziere. E in effetti Asproni non sempre prevalse nelle elezioni generali, fu così, cioè fu eletto nelle elezioni generali nella terza legislatura 49, nella quinta 53, nella settima 60, nella nona 65, nella decima 67, nella undicesima 70 e infine nella dodicesima 1874. In altri casi invece Asproni subentrò in occasione di elezioni suppletive che in questa fase della storia costituzionale erano piuttosto frequenti, determinate o dall'annullamento delle elezioni o per motivi di decadenza dalla carica o per decesso o talvolta persino per dimissioni degli eletti. Qualche volta, è successe anche ad Asproni, collocate queste elezioni suppletive nella fase conclusiva della legislatura. Un'elezione tardiva, diciamo così, per Asproni fu quella dell'aprile 1859, una suppletiva nel collegio di Lanusei, tanto tardiva da non consentire ad Asproni di esercitare il mandato, perché alla fine di quel mese di aprile la sessione fu sospesa, e cioè le attività parlamentari furono sospese, e la Camera fu poi sciolta nel gennaio del 1860. Il collegio di Lanusei elesse poi Asproni per la settima legislatura, l'ultima preunitaria, marzo 1860. Quella di Lanusei è l'unica eccezione ad una rappresentanza ancorata, diciamo così, nel collegio di Nuoro, insieme a una deviazione, diciamo così, continentale. In effetti Asproni, sconfitto nel collegio di Nuoro nelle elezioni per la quarta legislatura nel dicembre del 49, fu eletto nelle suppletive nel collegio di Genova Terzo nel maggio 1850, collegio che lo avrebbe confermato deputato nelle successive elezioni generali del dicembre del 53. Una deviazione, diciamo così, comprensibile. Per Asproni Genova era, scrive Melis, la città ideale nella quale in questa fase della sua vita tornava frequentemente durante le pause dell'attività parlamentare per gli stimoli offerti dagli ambienti progressisti e repubblicani di quella città.
fu l'elezione genovese il segnale della sua consacrazione tra gli elementi di spicco del movimento democratico, nota Melis nel paragrafo alla conquista del Parlamento. Vale la pena di notare che l'introduzione di Melis è articolata in 13 paragrafi che forse sarebbe stato utile riprodurre anche nel bindice, ma questa è la responsabilità dell'editing della Camera dei Deputati, perché suggeriscono al lettore un percorso. Leggo i titoli di questi paragrafi: gli anni della formazione, l'esordio in Parlamento, alla conquista del Parlamento. Sono gli anni, l'ho già detto, del riconoscimento del suo ruolo, 1853. E poi Asproni allo specchio, i discorsi parlamentari e il diario. È stato già detto, il diario è una chiave di lettura fondamentale di questa introduzione. E poi in aula e fuori, vita e opera di un buon deputato. Il paragrafo che segue Asproni nella parte finale della quinta legislatura, che lo vide costantemente presente in aula e protagonista di importanti discorsi e di scontri verbali anche serrati con Cavour. Alla fine di quella legislatura Asproni doveva consegnare al diario una valutazione sconfortata che vale la pena di leggere. Non desidero di ritornare alla Camera. La deputazione mi costa sacrifici di denaro, mi acquisto odi e malevolezze di potenti e mi sazio di amarezza. E almeno avessi il compenso di aver potuto promuovere qualche bene. Niente. Si assiste a legalizzare con la presenza e con lo stesso voto negativo tutte le ingiustizie che il ministro Cavour propone e la Camera approva. È un giudizio forse eccessivamente negativo, almeno a me pare eccessivamente negativo, ma rappresenta in realtà le dinamiche di un partito della maggioranza che lasciava poco spazio all'opposizione. E poi gli altri paragrafi: anni di guerra e di speranza, tempi di attesa e di sconfitte. Questi ultimi sono due paragrafi che seguono Asproni attento a ciò che accade in Parlamento, anche se in questa fase non ne fa parte. Alla fine degli anni 50 e soprattutto nella prima legislatura del Regno d'Italia Asproni non c'è, non siede in Parlamento. E poi la nona legislatura, il rientro alla Camera, novembre 1865, vi sarebbe rimasto ininterrottamente, scrive Melis, fino alla morte. E poi andare a Roma, è il paragrafo che segue Asproni nel corso della 10ª legislatura, che si concluse con l'evento tanto atteso dallo stesso Asproni, e cioè la presa di Roma. In quella legislatura Asproni confermò la piena padronanza delle tecniche del confronto parlamentare e la serie articolata di temi che era in grado di affrontare. E poi tempo di delusione. Il Parlamento alla Tabe. Quello che sedeva a Firenze in quella 10ª legislatura era per Asproni, dopo la delusione di Mentana, un Parlamento malato, irrimediabilmente malato. E poi a Roma finalmente. Nell'aula di Montecitorio però Asproni registrava i difetti che furono poi sanati con difficoltà: freddo e umido, poca illuminazione, pareva una cappella mortuaria, annotò nel diario. Ultime battaglie e segnali di stanchezza. Sono gli anni, nota Melis, in cui Asproni avvertì la sua progressiva estraneità con la trasformazione della sinistra risorgimentale e il suo progressivo isolamento, accentuando, diciamo, una naturale vocazione all'individualismo. E poi l'epilogo segue l'attività di Asproni nella sua ultima legislatura e si conclude con la solenne commemorazione che la Camera gli riservò. Salto tutta questa parte di numeri che avevo pensato per gli studenti, ma il tempo non ce lo consente. Fatemi solo dire che i risultati di Asproni, li ha già detti un po' Marilena, sono numeri molto esigui e ci ricordano che la partecipazione al voto di queste prime tornate era diciamo, complessa, non solo perché il suffragio era limitato al 2% della popolazione,
ma in Sardegna fino al 1856 era complicato anche il modo con cui si poteva votare, perché si votò suddividendo gli elettori tra i diversi collegi, ciascuno dei quali esprimeva un eletto, assegnati alla stessa provincia, ma non per territorio, ma alfabeticamente, sicché si chiedeva agli elettori di riunirsi per esprimere il voto nel capoluogo di provincia, che poteva essere Nuoro, Sassari o Cagliari in quella fase della storia della nostra isola. I dati elettorali crescono un po' nel periodo post-unitario, ma non tanto, che sono stati già evocati. Le ultime battute, se mi è consentito, le vorrei dedicare all'Asproni, appunto parlamentare. Asproni era un parlamentare impegnato e informato, capace di inserirsi anche nelle discussioni relative alle regole relative al funzionamento concreto della macchina parlamentare, cioè le norme del regolamento. Mellis ricorda per esempio una seduta del marzo 1857, quando Asproni si oppone alla proposta di un deputato governativo di tenere solo 4 sedute pubbliche per settimana, lasciando gli altri giorni al lavoro degli uffici, cioè gli organismi interni che costituiscono i passaggi dell'iter legislativo prima dell'approdo del provvedimento all'esame dell'Aula. Dice così: i deputati che vengono dalle province lontane desidererebbero che si lavorasse con maggiore alacrità. Signori, non bisogna calcolare solamente le persone che dimorano a Torino o quelle che hanno facile accesso alla capitale per mezzo delle vie ferrate del Piemonte. Insomma, c'è la consapevolezza della difficoltà oggettiva di onorare il mandato e la richiesta di adeguare le procedure per favorire la partecipazione. Del resto, Asproni non nasconde lo sconforto per un altro fenomeno che caratterizzò il Parlamento del suo tempo, cioè l'assenteismo dei deputati, che segnò in particolare la rappresentanza sarda degli anni 50, ma non solo. È un fenomeno che molto esplicitamente Asproni denuncia nelle pagine del diario. Il Parlamento, scrive Mellis, riferendosi in particolare a un periodo di sconforto e di delusione di Asproni dopo Mentana, era oggetto delle sue preoccupazioni. Nella Camera, nel cui funzionamento era costantemente preoccupato, egli vedeva, scrive Mellis, soprattutto una tribuna democratica, il luogo dove depositare ai posteri la verità, fosse, o come più spesso accadeva, non fosse accettata dalle maggioranze. Interessante in questa lettura di Asproni, che mi sono permesso di fare come chiave per interpretare l'istituzione parlamentare del suo tempo, le considerazioni sugli uffici. Asproni, ricorda Mellis, diffidava del meccanismo introdotto con la riforma del regolamento del 1868, che adottava il sistema all'inglese delle 3 letture con il cosiddetto comitato privato. Asproni invece non nascondeva di preferire il sistema alla francese, cioè quello degli uffici. E scrive così: io ho assistito negli uffici nei quali nei primi tempi si discutevano anche i bilanci e ho visto tante volte dire le migliori sentenze e il miglior consiglio pronunciato da uomini dai quali meno lo si aspettava, e che lì, cioè nel riparo del piccolo numero degli uffici, si rivelavano specialmente le intelligenze che non erano ancora assuefatte ed esercitate alla pubblicità. C'era, nota Mellis, anche una nota di nostalgia. Prima, osservava Asproni, ci avvicinavamo tutti e ci conoscevamo tutti. Vi erano delle persone che non parlavano in pubblico, ma che negli uffici davano utili e dottissimi consigli. Tutto questo si è perduto. Penso si trattasse in realtà di una visione forse illusoria, che vedeva nel sistema degli uffici una modalità per incoraggiare la partecipazione e il coinvolgimento di tutti i deputati nel processo decisionale. Se posso, un ultimo elemento. Asproni partecipò, nota Mellis, ai più importanti dibattiti che si svolsero prima nel Palazzo Carignano a Torino, poi in quella di Montecitorio, ma fu molto attivo anche in quella che solo apparentemente, scrive Mellis, si può interpretare come attività minore, cioè quella legata ai problemi piccoli, apparentemente piccoli, specie
quelli che interessavano la Sardegna, e di questa attività fornisce prove il ruolo svolto anche da Asproni in quella che si può considerare una specie di eredità delle dinamiche di antico regime, un'altra forma di partecipazione politica che aggirava i limiti del suffragio ristretto. Mi riferisco alle petizioni. Se non tutti potevano andare a votare, tutti potevano firmare una petizione al Parlamento, quindi era un modo per rappresentare al Parlamento le esigenze, diciamo, di chi non entrava nel corpo elettorale ma era parte della collettività. Spesso erano petizioni individuali di singoli cittadini, altre volte erano petizioni collettive con grandi numeri, 10.000 firme, per esempio una petizione di maestri e maestre di tutta l'Italia per chiedere la riforma di quel sistema. Allora era una sollecitazione al Parlamento ad occuparsi di temi di cui il Parlamento non era naturalmente portato ad occuparsi. Lo si percepisce semplicemente guardando l'indice di questi volumi. Sono 58 gli interventi che fanno riferimento esplicito alle petizioni. E Melis lo sottolinea anche nell'introduzione, ricordando che già il 1° ottobre del 49 Asproni aveva chiesto che la Camera stabilisse un giorno preciso dedicato alla discussione delle petizioni, un prezioso diritto del popolo, così lo chiama Asproni. E ancora il 20 giugno del 51 avrebbe dichiarato che le petizioni contengono cose di grandissima importanza di cui la Camera deve tenere conto, se non che il diritto delle petizioni è divenuto illusorio, si sta perdendo il diritto popolare a sollecitare il Parlamento. E il tema sarebbe tornato anche tante volte negli anni successivi, anche dopo l'unità. Per esempio il 25 febbraio del 66, quando Asproni chiese che si stabilisse un giorno fisso per le petizioni, ad esempio il sabato, e se del caso si decidesse di tenere sedute straordinarie per le petizioni. E infine nella seduta del 5 marzo del 69, quando denunziò che non si riservasse più un giorno settimanale alle petizioni, questo diritto si stava irrimediabilmente perdendo. Ho bisogno anche troppo della vostra pazienza, ma insomma è un deputato impegnato, scrupoloso, generoso, attento agli ultimi. Questo era, mi pare, il deputato Giorgio Asproni. Grazie. Grazie, il professor Francesco Soldu. Proseguiamo dando la parola a un bitese, appassionato studioso di Asproni, cioè Diego Carro, ma prima da bitese vorrei dire che questa comunità d'Asproni ha sempre dato un tributo d'affetto, riconoscendolo di fatto, come gli predisse la mamma prefica, primo de Sade, il primo della valle, ovvero di Biti. Giorgio Asprone dade de Murtas e Vannino, Giorgio Asprone dade primo sia de Sade, de Murtas e Vannino, de Sade sia primo. Ho imparato questi versi sin da piccola e li ripeto con piacere perché sono il segno di questo riconoscimento da parte della comunità, tramandato nella cultura orale, al di là della consapevolezza delle battaglie politiche fatte da Asproni dentro e fuori dal Parlamento. Vorrei citare un bitese autorevole, anche perché lo fa il professor Melis, e cioè l'antropologo Michelangelo Pira. Riferisce che i resocontisti della Camera, anche nel breve periodo di Firenze, capitale, osservavano che il migliore italiano era tutto sommato quello parlato dall'Asproni. Pira lo avrebbe appreso dall'avvocato sassarese Arnaldo Sattabranca, che a sua volta lo aveva appreso dal padre, ex deputato, e questi dai racconti dei vecchi impiegati della Camera. Può essere una leggenda parlamentare che da bitesi ci fa piacere segnalare, ma qualcosa di vero, come dice il professore, forse c'era. Ora, Pira riporta queste cose nella sua opera La rivolta dell'oggetto, pubblicata nel 1978, a dimostrazione dell'attenzione rivolta da Asproni, figlio di un pastore come Pira, che è riuscito a farsi strada. A questo punto Diego Carlo ci parla dell'Asproni, deputato della Sardegna, e quindi del suo forte legame con l'isola. Prego.
Grazie Marilena. Mi sia consentito in apertura esaurire un brevissimo rito cerimoniale. Ringraziare l'amministrazione comunale, ringraziare il professor Guido Melis per l'attenzione dedicata al nostro Giorgio Asproni e agli altri relatori per l'amichevole e qualificato contributo a questa presentazione, che rappresenta per me la prima occasione utile da tanti anni per riaccendere in paese quella fiamma asproniana che, talvolta sotto la cenere, arde abiti da 1 secolo e mezzo, dalla morte del nostro. Un ulteriore, non superfluo apprezzamento voglio tributare all'introduzione di Guido Melis, che, ripeto, l'ho già scritto in altra sede, meriterebbe una vita editoriale propria per la completezza della biografia asproniana, il racconto della vita e dell'attività politica di Asproni, con l'utilizzo articolato della fonte diaristica e della produzione giornalistica a completamento e chiarimento dell'intensa attività parlamentare. Consentitemi anche di rivolgere un doveroso e affettuoso pensiero a Tito Urrù, maestro di vita e di studi, qui ricordato per 2 motivi. Il primo, quale sommo conoscitore e divulgatore di Asproni. Il secondo, quale studioso primo e importante dell'Asproni parlamentare. E un pensiero anche a Francesca Pau, validissima studiosa di Asproni e Tuveri. E agli altri amici che hanno partecipato alla riscoperta di Asproni, tra cui Raimondo Turtas, Salvatore De Logu, professor Salvatore De Logu, Battore, Lello Puddu, Giulio Albergoni, Daniele Cossello, presidente dell'apposito comitato. Asproni, deputato della Sardegna. Il tema che mi è stato affidato, alla luce della notevole rassegna che ci è stata offerta da Guido Melis, potrebbe risultare limitativo, parziale. Asproni infatti ha affrontato in Parlamento i grandi temi nazionali e fra essi quelli riguardanti le alleanze, l'intervento in Crimea e la successiva pace, la cessione di Nizza della Savoia, le voci sulla cessione della Sardegna, i rapporti con la Santa Sede, ma anche quelle relative alla pubblica istruzione, alla giustizia, alla sicurezza. D'altro canto, potrebbe sembrare scontato parlare di lui come di un rappresentante del territorio che l'ha visto nascere e formarsi, quello di Nuoro, ma non è così. Dopo l'annullamento della sua elezione a Nuoro, ampiamente ricordata dal professor Soddu nel 1949, perché ancora rivestiva il ruolo di canonico penitenziere, entra in Parlamento per la 3ª legislatura, sempre nel 1949 per Nuoro e nel 1950 per Genova 3 e ancora nel 1953 sempre per Genova 3. E qui però non voglio rifare qualcosa di già detto e quindi salto a dire che quando non è deputato nel periodo 61-65 naturalmente non se ne sta con le mani in mano, anzi soprattutto nel periodo successivo all'unità realizzata ufficialmente nel 61, forte dei propri rapporti personali, della corrispondenza epistolare, della pubblicistica, si impegna a riunificare e riorganizzare le fila dei democratici. Non più Genova come base delle operazioni, ma Napoli, dove sulla scorta del mandato strappato a Garibaldi e ai relativi finanziamenti fonda e dirige il Pungolo e scrive dal 64 sul mazziniano Popolo d'Italia, già l'Italia del popolo. E sorvoliamo sulla vasta azione da pubblicista per la causa democratica, ricordo solo il Dovere di Genova e il Diritto di Torino. E ancora ce ne parlerà il professor Pulighetti, in questa fase partecipa allo sviluppo delle società operaie e al movimento operaio in genere per la corrente mazziniana, assumendo un ruolo nazionale e internazionale, soprattutto al congresso di Parma del 63. E si spese tanto per tenere uniti e fare da cerniera tra gli altri protagonisti democratici del Risorgimento e incanalare l'irruenza di Garibaldi, allergico ad ogni assemblearismo democratico, le fughe in avanti dei federalisti come Cattaneo,
privilegiando l'unitarismo di Mazzini proprio fino alla realizzazione ufficiale dell'unità 1861, dopo la quale la sua battaglia, una battaglia anche di convincimento nei confronti di sì tanto autorevoli amici e sodali, fu per l'affermazione del parlamentarismo, per la supremazia della politica esercitata in Parlamento, una battaglia che Asproni voleva avesse un esito nella istituzione di una repubblica parlamentare all'interno della quale le specificità regionali, la specificità della Sardegna in particolare, che gli aveva portato all'attenzione di Mazzini e Cattaneo e quindi tramite loro all'attenzione di un vastissimo pubblico, si affermassero con dignità e compiutezza. Il primo periodo della storia parlamentare di Asproni fu condizionato dalla sua evoluzione politica, che lo vide tra il 47 e il 49 tra i giobertiani e i guelfi delusi sia da Pio IX che da Carlo Alberto, nonché dai contrasti maturati con la Chiesa e il clero nuorese nella sua carriera di canonico. Uno dei temi forti di quel periodo fu infatti quello dell'abolizione delle decime ecclesiastiche in Sardegna. Ancora prima di essere eletto, Asproni aveva mandato a Torino, tramite Giovanni Sotopintor, destinatario Rattazzi, una memoria sulla opportunità dell'abolizione delle decime in Sardegna, che poi pari pari svolse nell'ambito dei lavori dell'apposita commissione di senatori e deputati sardi, presidente Giuseppe Musio, già senatore, segretario Giorgio Asproni, che nella primavera del 52 elaborò un progetto per l'attuazione della riforma. Le parole che Asproni fece risuonare a Palazzo Carignano, sede della Camera Subalpina, in appoggio al pur timido progetto di legge di Francesco Sulis, furono di denuncia verso l'ingordigia dell'alto clero e la sottolineatura che alcuni parrochi, veri operai del Vangelo, preposti alle loro camere, non hanno il necessario e sono retribuiti di una mercede indegna e meschinissima. Al di là di questo intervento, Asproni sostenne poi le riforme in materia a firma Rattazzi e Siccardi nell'arco di più di un quindicennio, almeno fino al 67, con la legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, con precisi criteri, quali la libertà di tutti i culti che non creassero limitazioni alle altrui libertà, e forte della sua precedente esperienza all'interno della Chiesa. Secondo Asproni, oltre al superamento dei 3 privilegi ecclesiastici, ancora sanciti nel concordato del 1841 tra Chiesa e Regno di Sardegna, ovvero il foro ecclesiastico, un tribunale separato che sottraeva la giustizia laica agli uomini di Chiesa, il diritto di asilo, ovvero l'impunità giuridica di coloro che trovavano rifugio nelle chiese, e la cosiddetta mana morta, l'inalienabilità a terzi dei possedimenti ecclesiastici, si sarebbe dovuto limitare al massimo il numero dei vescovi e dei capitoli dei canonici, chiudere molti conventi e abolire tutti gli ordini religiosi privi di utilità sociale. Dalla rendita dei beni incamerati si sarebbe dovuto finanziare diversi servizi pubblici, quali ad esempio strutture sanitarie fino ad allora gestite direttamente dalla Chiesa o da congregazioni religiose, eccetera. Se ne è occupato di questi temi anche il professor Soddu in un saggio del 2012 pubblicato nella collettanea dedicata a Raimondo Turtas. Soprattutto si sarebbe dovuto erogare una congrua dignitosa a favore del clero in cura d'anime, cioè quello che attendeva materialmente all'assistenza spirituale nelle parrocchie in diretto contatto e rapporto con i fedeli, lo diceva, per l'assistenza spirituale dei fedeli e per il bene dello Stato. Giorgio Asproni su questo argomento ha sempre avuto l'idea che il clero presente nelle piccole comunità, lungi dal vivere nel lusso e dall'essere attiguo al potere, rappresentasse l'unica difesa delle ragioni dei poveri nei confronti dei potenti e soprattutto fosse l'unico strumento di trasmissione della cultura nelle piccole comunità rurali.
ricordava a Sproni la scuola di grammatica organizzata a Gorofai da Don Guisu, che lui aveva frequentato prima di andare a Sassari per continuare gli studi, spinto e sostenuto dallo zio, il canonico Melchiorre Dore. L'affiancamento e la sostituzione della Chiesa Cattolica nel campo dell'istruzione si avrà solo con la riforma Casati del 59, ma l'alfabetizzazione seminata da quelle piccole scuole di parrocchia, di villaggio, resteranno come patrimonio culturale nelle comunità. Non mi attardo nell'elenco degli interventi asproniani sui problemi della Sardegna, lo ha già fatto Marilena ampiamente e il professor Sud. Segnalo solo che nel 1867, a proposito di petizioni, riuscì a convogliare le petizioni di 192 comuni e che comunque gli interventi stessi, si trattasse di strade, ferrovie o altre infrastrutture, erano mirati a conseguire obiettivi non episodici, non limitati, ma entravano a far parte di una grande visione di sviluppo per l'isola e dopo il 60 per l'intero meridione. Un'altra importante tematica seguita da Sproni nella sua attività parlamentare fu la sicurezza interna e la tutela dell'ordine pubblico. Le delusioni degli ultimi anni 40 non riguardavano solo la Chiesa, ma anche l'evoluzione della situazione successiva alla perfetta fusione del 47, per i sardi deludente negli esiti quanto malamente pianificata e mandata avanti. Dopo la fusione dunque e l'abolizione della figura del viceré, in seguito alla promulgazione dello Statuto Albertino, marzo 48, si venne a creare in Sardegna una sorta di vuoto di potere. Gli apparati burocratici non erano né adeguati né preparati, quindi venne creata nell'ottobre del 48 la figura del commissario straordinario per la Sardegna e più tardi, dal marzo del 49, il commissario nominato Alberto La Marmora assumò in sé anche la carica di luogotenente generale, la massima autorità militare in Sardegna. Furono create 3 divisioni amministrative ed anch'esse, forse per impreparazione dei delegati, accesero altri conflitti. Quasi subito nel biennio 48-49 scoppiarono le contraddizioni e scoppiarono anche forme di protesta che in diversi comuni assunsero forme violente e comunque di aperta ribellione alle autorità. La risposta di Cagliari consisteva nell'assedio dei comuni ribelli, l'invio di cavalleggeri che isolavano il comune, neutralizzavano le milizie locali, arrestavano gli uomini ritenuti fomentatori ed esecutori dei disordini e imponevano ulteriori commissariamenti e restrizioni delle autonomie comunitarie. Alcuni episodi di ribellione, incendi e danneggiamenti, sospette congiure, elezione di sindaci non graditi al delegato di Nuoro e soprattutto il ritiro di quasi tutti gli esattori delle tasse senza riscossione veruna, scatenarono l'elezione della Marmora, che emanò un severo proclama il 25 giugno del 49, col quale sostanzialmente confermava le mosse del delegato di Nuoro e diffidava da atti e atteggiamenti contrari alla tenuta dell'ordine pubblico. Anche Bitti fu lambita dalla minaccia. Il 5 settembre Asproni coinvolge la Camera nel dibattito sulla gestione commissariale della Sardegna, esercitata come un potere dispotico e lontano dallo spirito dello Statuto, e ne chiede il superamento. La Marmora, nominato senatore già nel marzo del 48, risponde con i suoi riscontri, ed ancora Asproni, con un pamphlet pubblicato a Torino nel successivo ottobre, terrà viva la polemica e spiegherà bene le ragioni dei bitesi in particolare. Ancora Asproni denuncerà in Parlamento la scomposta reazione governativa ai fatti di Sassari del 1852, quando al termine del Carnevale, a fine febbraio, per la città turritana fu proclamato lo stato d'assedio dal re, Vittorio Emanuele II, in seguito a tumulti dovuti, assicuravano in molti, a provocazione dei bersaglieri di stanza in città, ad attriti tra bersaglieri con la milizia locale, chiamata orgogliosamente Guardia Nazionale, e alla calata dei cavalleggeri che custodivano le carceri di San Leonardo verso il centro storico e il teatro civico.
Nello scontro tra popolani e cavalleggeri un militare venne ucciso. La città venne dunque affidata al tallone repressivo del generale Durando, in stato d'assedio. Addirittura l'università, che come ricordava Raimondo Turtas tenne le porte aperte anche durante l'epidemia di peste a metà 600, venne chiusa, messa sul quadro, se non saccheggiata, da 500 soldati venuti a dar manforte alla truppa già quartierata in città. Contemporaneamente a Cagliari e a Stampacce un atroce reato di sangue non veniva perseguito dalle autorità se non dopo una sollevazione popolare che metteva in discussione la presenza massiccia ma inefficiente sia dell'esercito che dei carabinieri. Anche in seguito ad altri fatti, a ribellioni a Tempio e in Gallura, a Sedilo, a Siniscola, come ci ricordava con passione di studioso e di democratico Vittorio Sella, dove le popolazioni protestavano contro l'esasperato fiscalismo e le palesi ingiustizie delle autorità e che vennero investite dalla politica sabauda dello stato d'assedio. Asproni fu puntuale nell'accendere in Parlamento il dibattito sugli abusi nell'uso della forza e sugli interventi repressivi in Sardegna da parte di truppe militari, interventi da lui paragonati a operazioni inglesi nelle colonie di oltremare. Si interessò soprattutto alla situazione del comune di Oschidi, dove il 4 marzo del 1955 venne assassinato l'ingegner Camoni, responsabile tecnico dei lavori stradali in corso tra Oschidi e il fiume di Belchida. Il blocco del cantiere, per paura di ritorsioni da parte delle maestranze portò alla proclamazione dello stato di assedio, con spese a carico del comune, anziché dedicarsi alla ricerca degli autori del fatto. La toppa risultò peggio del buco e Asproni per lungo tempo non solo coinvolse la Camera nel dibattito sulla opportunità dello stato di assedio che mise all'agonia un intero paese, ma per anni seguì presso i ministeri la pratica del rimborso delle spese, annotando nel diario le defatiganti visite agli uffici competenti. Lo stesso intervento parlamentare asproniano sull'efficiente dispiegamento in Sardegna dei carabinieri reali, da valorizzare e non isolare nelle città, ma schierare soprattutto nelle campagne, dicono delle idee asproniane in fatto di sicurezza e di ordine pubblico. All'esercito, diceva Asproni, va affidata la difesa nazionale e l'eventuale risoluzione dei conflitti legati al completamento dell'unità nazionale, con la sottrazione ad altre potenze delle porzioni di territorio italiano, la guerra. Mentre l'ordine pubblico va assicurato da apposite forze dispiegate all'interno e a fianco della società, che conoscano a fondo la situazione, ne prevengano con la stessa presenza le offese all'integrità personale e patrimoniale e in un quadro di corretta amministrazione della giustizia assicurino l'isolamento dei colpevoli. Interessanti anche le sue osservazioni proposte sulle milizie locali e sui barracelli. Nello specifico, confortato nelle sue convinzioni dallo studio delle esperienze straniere, Asproni limitava la proclamazione dello stato d'assedio all'interno dello Stato solo in due casi. Virgolettato, quando vi sia un'interna coalizione per rovesciare l'ordine di cose che è in vigore e quando, per difendersi da un'esterna aggressione, il governo diventi impotente a fronte dei suoi nemici interni. Ricordiamoci che siamo a metà Ottocento. Piuttosto è per gli uffici governativi piemontesi in Sardegna che Asproni, tra il Sirio e il Faceto, in Parlamento chiede lo stato di assedio. Assediateli se non fanno il loro dovere e condizionate la loro carriera alla correttezza e alla fedeltà allo Stato. Questo è il messaggio. Qual è l'idea che guida Asproni negli interventi che abbiamo citato e soprattutto negli interventi a richiesta della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Sardegna? Non è ribellismo fine a se stesso, non è localismo sterile e contraddittorio rispetto alla grande visione che includeva i problemi della Sardegna in un quadro più vasto, di portata nazionale, come già aveva fatto con gli scritti ispirati a Mazzini e a Cattaneo.
Intanto pretendeva attenzione e focalizzava lui stesso l'attenzione sulle cause del malessere che innescavano le ribellioni e che risiedevano, come detto, soprattutto nell'inefficienza dei pubblici funzionari, civili, militari e soprattutto fiscali. Insomma, non funzionava il modello governativo savoiardo, adatto più ad una colonia che al territorio primigenio del Regno di Sardegna. C'era un altro tarlo che negli anni indirizzava gli interventi di Asproni e ne alimentava il risentimento e l'opposizione al governo di Marca Piemontese. Una situazione istituzionale che vedeva un territorio egemone che esprimeva la classe dirigente a tutti i livelli e un territorio periferico governato, dominato come una colonia. Penso che la sua più volte dichiarata volontà di mettere mano alla storia della Sardegna, una storia scritta fino ad allora dai vari dominatori e da ultimo dai piemontesi con la penna del barone Giuseppe Manno, sia stata finalizzata a cercare e trovare il filo coerente e senza soluzione di continuità tra le antiche istituzioni sarde e le istituzioni che alla fine del Settecento e al principio dell'Ottocento erano state sognate sicuramente, preconizzate e seguite, ahimè senza successo, nella sarda rivoluzione e segnatamente da Giovanni Maria Angioli. Così, quando Asproni mise mano al compendio di storia della Sardegna, dei primi abitatori al 1773, ci mise dentro lo studio serio e l'apprezzamento per le tradizioni giuridiche isolane, molto parzialmente, anzi marginalmente sopravvissute nel codice feliciano, la nostalgia per i valori comunitaristici e autonomistici. Colpisce il senso di rimpianto, misto ad orgoglio, con cui Asproni parla della Carta de Logu e degli statuti sassaresi, gli statuti della Repubblica di Sassari del 1300, del favorevole giudizio che egli esprime per le istituzioni cittadine e comunali, per il sistema di valutazione disposto per uffici e persone, per le forme di libera rappresentanza create e rispettate a suo tempo sia dai paesani e genovesi che dagli spagnoli e poi cancellate dai regnanti sabaudi. Colpisce in particolare il suo continuo richiamarsi alla libertà di capitolo in capitolo, spesso di pagina in pagina, alla libertà intesa come indipendenza dal dominatore e come amore di forme autonome di amministrazione. Così si pronuncia Asproni sul modo di governarsi dei villaggi sardi prima delle leggi piemontesi, di cui notizie assai scarse ci sono rimaste. Virgolette, il popolo si adunava in piazza, discuteva liberamente i suoi negozi ed era padrone delle cose sue. Larghezza preziosa che attenuava la somma degli altri mali e che rendeva meno gravosa la tirannide. Ci vedo una continuità di valori tra Angioi e Asproni, così come le vedeva questa continuità Michelangelo Pira, e lo disse chiaro nel convegno del 79 a Nuoro, presente Spadolini. Finisco tornando alla bittesità di Asproni, all'aderenza del deputato alla storia e ai valori della comunità di origine, di cui ha assorbito i caratteri di adattamento e di contrasto alle difficoltà, di tenacia nel perseguire i propri ideali, di concretezza e coerenza. Che sia stato o meno allevatore di maiali nell'ovile paterno nella sua fanciullezza, come si tramanda nella tradizione orale, nulla toglie alla fama che persiste di lui in paese come di uomo del popolo. Lo ribadisce lui stesso, pagina 182, 16 gennaio 1852. Ho sempre diviso gli affetti miei col popolo e li ho consacrati al popolo da quando ho avuto uso di ragione. Certo, quando Sebastiano Satta lo rievocava come del nostro dritto valido affermatore, riproponeva un sentimento ancora vivo fra i sardi a cavallo tra 8 e 900, che faceva di Giorgio Asproni di Bitti il rappresentante popolare e sardo per eccellenza. E mentre gli affermo che la figura di Asproni parlamentare rappresenta la somma delle sue esperienze religiose e civili maturate tra Bitti e Nuoro,
in un ambiente ancora permeato dalle tradizioni sarde di vita comunitaria, di indipendenza e autonomia di fronte a un potere centrale periferico, assente e negligente, chiudo con le parole che Tito Ru fece risuonare nella piazza qui vicino il 30 aprile 1976, primo centenario della morte del deputato. Parlare di Giorgio Asproni a Bitti significa quindi tornare alla prima fonte della sua fede democratica e delle sue aspirazioni repubblicane, il che costituisce un motivo di orgoglio per i suoi concittadini. Grazie. Grazie Diego. Procediamo adesso parlando di questione sarda e questione operaia, la matrice dell'azione politica di Giorgio Asproni. Ce ne parla il professor Giuseppe Pulighedu, che nel 2017 ha curato il libro Giorgio Asproni nel nome della rivoluzione, un protagonista sardo nel risorgimento italiano, edito da Ellisso, che è frutto di un lavoro lungo iniziato con le celebrazioni per il bicentenario della nascita di Asproni nel 2008. Il professor Pulighedu rende più coinvolgente questo suo intervento con l'ausilio di alcune immagini, quindi noi adesso ci spostiamo e la parola a lui. Prego. Sì, se la regia potesse abbassare un po' le luci, almeno della parte alta della sala. Allora, ringraziamo l'amministrazione comunale di Bitti per questa occasione che ci offre, ringraziamo i carissimi amici Marilena e Diego e gli autorevolissimi relatori che ci danno la possibilità di presentare un'opera veramente miliare per gli studiosi. I discorsi parlamentari. Ecco, il mio approccio ha questo titolo: Questione sarda e questione operaia, la matrice dell'azione politica di Giorgio Asproni. Perché, vedete, stiamo parlando davvero di una personalità non comune. A quest'opera che il professor Guido Melis regala a tutti come lavoro si affianca il diario politico. Sono 7 volumi, li vediamo, ma i 7 volumi si accompagnano ulteriormente a tutti gli articoli scritti da Giorgio Asproni in tantissime testate. Qua ne stiamo vedendo soltanto alcune e non sono testate qualsiasi. Stiamo parlando del Popolo d'Italia, del Pungolo, dell'Unità Italiana, del Dovere, del Pensiero Italiano. Ma questi articoli si integrano ulteriormente con tutte le lettere che lui ha ricevuto e che in parte abbiamo a Nuoro, fondo Dolphin dell'Isra. Sono lettere e corrispondenze con tutti i principali protagonisti del risorgimento italiano. E Giorgio Asproni, in modo veramente sorprendente, non compare mai in secondo piano, ma è sempre in primo piano. E con chi è in primo piano? Li vediamo con Garibaldi, Mazzini, Cattaneo,
Crispi, Ferrari, Rattazzi e non solo, ma anche a livello internazionale. Qua vediamo Bakunin. Bakunin, che arrivò in Italia esule perché voleva conoscere Garibaldi, dopo aver incontrato Garibaldi gli disse esplicitamente che aveva necessità di scrivere in Italia. E Garibaldi gli disse: non c'è problema, a Napoli abbiamo Asproni. Per cui lui si presenta a Napoli a Giorgio Asproni con questa raccomandazione di Garibaldi. Ma degli scontri si è fatto riferimento prima allo scontro, in questo caso dialettico e politico, con Cavour, consumato all'interno del Parlamento subalpino. Ecco, qua abbiamo un'immagine del Parlamento subalpino. Sto presentando fra l'altro alcune immagini che noi abbiamo realizzato in occasione proprio dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Asproni, dicono le cronache, sedeva al pian terreno della sinistra della Camera. Ma all'interno del Parlamento subalpino abbiamo anche gli altri rappresentanti sardi: Pasquale Tola per 5 legislature, Giovanni Siotto Pintor per 6 legislature, Salvatore Angelo De Castro per 5 legislature e Giovanni Battista Tuveri per 5 legislature. Come diceva padre Raimondo Turtas, ripercorrendo questi rapporti di queste figure con Asproni si potrebbe riscrivere letteralmente una nuova storia della Sardegna. E come ci ricorda il professor Melis nella sua introduzione, Asproni era un viaggiatore. Ma guardate che stiamo parlando dell'Ottocento. Già oggi noi abbiamo difficoltà a muoverci in Sardegna e dalla Sardegna. Qua stiamo parlando dell'Ottocento e Asproni lo troviamo scusate che qua non vedo la... ecco, lo troviamo a Palermo, ovviamente in Sardegna a Sassari e a Cagliari. Guardate che in Sardegna ci si spostava a piedi o a cavallo. Lo troviamo a Palermo, a Napoli, a Roma, Firenze, Bologna, Genova, Torino, Nizza, Lugano, Parigi, Londra. Stiamo parlando metà dell'Ottocento. Ma nel suo diario, perché uno si aspetta, si sarà lamentato degli spostamenti, non si lamenta mai. Tutt'al più si lamenta pensando proprio alla sofferenza del popolo sardo che vive in queste condizioni. Ma lui non si lamenta, perché ha altro a cui pensare, sta perseguendo altro. Bitti, ecco appunto stiamo parlando di Bitti, di un ragazzo nato a Bitti, di un ragazzo nato a Bitti che nell'Ottocento stiamo parlando, che si sposta a Genova e viene eletto a Genova e che dal 48 in poi, è stato fatto prima riferimento, lo troviamo protagonista subito dal 48, subito con la concessione dello Stato albertino, accanto ai più grandi. Lui ovviamente entra subito in rapporto con Garibaldi in modo epistolare dal 48-49 in poi, e lo incontra però personalmente nel 54 a Nizza, appunto, in uno di quei famosi viaggi. E di che cosa parla con Garibaldi? Vedete, se oggi siamo nel 2023, un ragazzo di Bitti, un ragazzo cresciuto di Bitti, incontrandolo per strada ci dicesse: ah, guarda che io sto trattando con gli Stati Uniti, ma lo guarderemo in modo anche un po' preoccupato. Sentiamo cosa scrive Garibaldi ad Asproni. Questa è una lettera di Garibaldi ad Asproni. Caprera 1968, Caprera 1868, vostro Garibaldi. Adesso lo leggiamo il testo. Caprera,
16 marzo 1868. Asproni è a Napoli, perché lui annotava tutto, nel diario annotava, ogni giorno annotava quello che faceva, quello che di rilevante faceva. Ma perché lo annotava? Perché ogni giorno dal 1855 all'anno della morte, 1876, lui scrive tutto, le cose più significative, perché era consapevole di essere protagonista della storia, era consapevole. Comunque, Garibaldi, mio caro Asproni, scrivo con questa data a Marsh, su quanto mi dite, e sarei felice di coadiuvarvi nel santo nostro proposito. Non si capisce a cosa sta facendo riferimento, ma Asproni scrive tutto, e quindi nel suo diario lui annota: avevo scritto a Garibaldi affinché suggerisse che la flotta degli Stati Uniti, sta parlando degli Stati Uniti, affinché la flotta degli Stati Uniti stabilisse i suoi magazzini alla Maddalena o a Terranova. Egli mi risponde plaudendo a questa idea e dicendomi di averne scritto anche al signor Marsh, ministro, lui dice, in realtà è l'ambasciatore di quella repubblica presso il governo italiano. Se si riuscisse sarebbe un bene per la Sardegna. Perché scrive queste cose? Questi sono rivoluzionari, questi sono realmente rivoluzionari. E comunque, scusate, forse, e stanno pensando appunto alla Repubblica. Appunto, è impossibile, è impossibile. Intanto l'Italia non esisteva. Nasce l'Italia monarchica, ma lui sta pensando alla Repubblica e stanno lavorando per quello. Ora, stiamo parlando effettivamente di una personalità non comune, ma tentiamo di capire cosa c'era dietro, che cos'è che lo muoveva, perché doveva avere ragioni grandi per non lamentarsi di viaggi in quel periodo, doveva avere motivazioni grandi. Vediamole. Allora, intanto la questione sarda significa analfabetismo, non esistevano le scuole, anzi Beatty era anche fortunata che qualche servizio in tal senso lo offriva, quindi la povertà economica, le infrastrutture, non esistevano le strade, la viabilità non se ne parli, mezzi di trasporto, con tutto quello che comportava per gli spostamenti di uomini e merci, la politica fiscale non se ne parli, l'amministrazione lui era avvocato anche, quindi conosceva benissimo tutte le problematiche della giustizia, infatti ne parla sistematicamente. Per non parlare poi della questione di fondo della questione sarda, la questione dell'autogoverno. Come uscire da questa miseria? Questo era il punto. In che modo? E però dobbiamo contestualizzare il tutto. E cioè stiamo parlando del periodo che precede la sua nascita. Perché il periodo che precede la sua nascita non è irrilevante, è fondamentale per comprendere tutto quello che poi lui farà. Intanto la rivoluzione americana entrerà in vigore il 4 marzo 1789, la Costituzione americana, che si apre così: noi, il popolo, il re non esiste più. 1789. Ma è subito dopo accade lo stesso in Francia con la rivoluzione francese. Il 21 settembre 1792 viene proclamata la Repubblica. Il re non esiste più. Ed è qua entriamo subito, ma guardate che siamo proprio nel bel mezzo della rivoluzione francese, e i libri di storia purtroppo anche in Sardegna non parlano di questi eventi che sono particolarmente importanti e che ci aiuterebbero a capire tantissime delle cose che stiamo dicendo. Allora, nessuno, il protagonista, voi lo sapete, della rivoluzione francese sarà Napoleone Bonaparte. Ebbene, nessuno dice che la prima sconfitta di Napoleone Bonaparte è stata subita da lui in Sardegna, giovane ufficiale alla Maddalena. E nessuno parla della sconfitta della Francia rivoluzionaria nelle coste di Quartu, in questo caso, con la flotta comandata dal contrammiraglio Trouet. Così come nessuno
parla di Filippo Buonarroti, che nell'isola di San Pietro proclama la patria della libertà. Eccola, allora, arriva, in quel periodo, 93-96, c'è la cosiddetta sarda rivoluzione. Siamo nel bel mezzo della rivoluzione francese, ma in Sardegna assistiamo appunto alla cacciata dei rappresentanti di Casa Savoia. Questo è l'affresco che il Palazzo della Provincia di Sassari, affidato a Giuseppe Sciuti, ci ricorda in modo veramente emblematico di quegli anni. Questo è un particolare, ma vorrei estrapolare anche da questa immagine di Sciuti un altro particolare. Eccolo. Sono i miliziani sardi, i veri protagonisti della cacciata, o comunque dell'opposizione ai francesi nelle acque di Quartu. Tenetela presente questa immagine, perché poi la riproporremo in altra forma più avanti. Ora, anche quell'immagine che abbiamo visto, che sembra così un'immagine artistica bellissima, ma ha a che fare con Asproni. Ha proprio a che fare materialmente con Asproni. Perché ha a che fare con Asproni? Ma intanto nel 1865 appunto la Deputazione Provinciale di Sassari bandì questo concorso fra tutti i pittori frescanti d'Italia, proprio per la decorazione della Sala del Consiglio. Chi è che valuta i lavori? Valuta i lavori, quindi quell'immagine che abbiamo visto è stata selezionata dall'Accademia di San Luca di Roma, una importantissima istituzione culturale, quella di San Luca, che affondava le sue radici nella seconda metà del Cinquecento e che dopo la presa di Roma volevano abrogare, e quindi lui teoricamente avrebbe dovuto seguire la linea del governo. Niente affatto, si schiera con l'Accademia di San Luca e fa una delle sue ultime battaglie politiche, sarà proprio questa dell'Accademia, per la difesa dell'Accademia di San Luca, che è quella che ha voluto quella rappresentazione che abbiamo visto di Giovanni Maria Angioli. Ecco, questo è il quadro, una foto invece all'interno della sala provinciale, bellissima da vedere, ma che ci dà della grandezza. Adesso, benissimo tutto, ma uno dei segretari di Giovanni Maria Angioli, e cioè il canonico Salvatore Frassu, che è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Maria Angioli, manifestò, e il diario ce lo ricorda, tutta la stima e la predilezione. Questo era il segretario di Giovanni Maria Angioli, che manifesta tutta la stima e la predilezione nei confronti di Asproni. Si scrivevano, e cioè stiamo parlando di colui che tutti consideravano il Nestore dei liberali sardi, il padre dei liberali sardi. In quegli anni però Casa Savoia, dopo l'occupazione del nord Italia da parte dell'esercito napoleonico, la Casa Savoia trasferisce la sua sede in Sardegna, a Cagliari. Quindi questi sovrani li abbiamo avuti qua, in Sardegna. E lui Asproni nasce proprio in quel periodo. Nel periodo in cui i regnanti sono in Sardegna. L'allergia di Asproni a Casa Savoia forse si spiega anche in questo modo, ma comunque questa è la casa di Asproni. Asproni nasce nel 1808 in questa casa, la vedete. Come stride l'immagine che abbiamo visto prima di Casa Savoia e dei palazzi che vediamo anche a Cagliari ancora oggi, che ci ricordano quel periodo, è la casa di Asproni. Perché lo sto facendo vedere? La sto facendo vedere perché dietro c'era questo fuoco, quello che lo muoveva era questa ingiustizia che lui vedeva.
Bitti, stiamo parlando della Bitti, questa è l'immagine di Giovanni, suo fratello, che ci ricorda il padre. Non avendo immagini del padre, il fratello Giovanni in questa foto ci ricorda certamente anche il padre. E perché il padre è così importante? Perché il padre, quando Giorgio aveva 1 anno, nel 1809, viene arrestato per un atto di ribellione contro le pretese degli esattori baronali. Lui era neonato, il padre viene arrestato per un atto di ribellione contro gli esatori, fra l'altro determinando la reazione dei bitesi, e quella reazione costrinse l'autorità di pubblica sicurezza a liberarlo. Ma sono elementi questi importanti per spiegare che cos'è che lo muoveva. Che cos'è che lo muoveva? Nel 1815 la morte del padre, quindi Asproni resta orfano a 7 anni. 1815 è l'anno della restaurazione, cioè dove tutta l'esperienza napoleonica è esportata in tutta Europa dalla rivoluzione francese viene ovviamente negata. Si restaura il vecchio regime. Giovanni nel 1849-1851, proprio nel periodo del commissariamento del generale La Marmora, intervengono militarmente per sopprimere la sollevazione dei pastori. Giovanni, il fratello, è sindaco, altro elemento. Ma sempre un altro episodio relativo a Giovanni, 1860, Giovanni viene arrestato e lui scrive: ma scusate l'espressione, tutte balle, l'hanno arrestato in odio mio. Subentra lo zio Melchiorre Dore, il famoso poeta dialettale. Ma scusate, famosissimo poeta in lingua sarda, ma secondo voi non gliel'avrà mai cantata quella che poi è diventato, questo è l'inno sardo, l'inno scritto da Francesco Ignazio Mannu proprio a seguito della Sarda Rivoluzione. Custa populos es ora de estirpare esos abusos, a terra sos malos usos, a terra su disputismo, guerra seguismo e guerra sos oppressores, custos tirannor minores es preciso umiliare. Ma secondo voi Melchiorre Dore non glieli ha cantati questi versi da piccolo a Giorgio Asproni? Altro elemento di rapporto con la Sarda Rivoluzione. L'11 maggio, relativa in questo caso a una pubblicazione dell'Uraghe del 1925, in questa prima pagina del giornale si dà conto di una lettera rinvenuta a Bitti. Ecco, si dice, stiamo parlando sempre del 1925, 15 novembre 1925, viene pubblicato questo interessante documento inedito su Giovanni Maria Angioy. Chi è che dà questa notizia? Giovanni Antonio Mura, un altro sacerdote che di Asproni aveva ereditato certamente lo spirito. E in questa lettera che viene pubblicata, lo ripeto, di Salvatore Frasso, segretario di Giovanni Maria Angioy, che scrive questa lettera a Giorgio Asproni.
Su che cosa scrive? E Frasso dice, Asproni si sta occupando per cancellare le infamie di cui macchiarono la patria gli storici adulatori nelle loro scritture. Vuole riscrivere la storia e mi sta chiedendo esattamente che cosa è accaduto in quegli anni. Ed è con questo spirito che lui si presenta subito nel 1848 alle prime elezioni in assoluto. Dopo l'elezione, in questo discorso, lui dirà: bene, eletto, quindi, prime elezioni, lui si candida, viene eletto. Mio principio massimo è l'unità d'Italia a qualunque prezzo. Ovviamente si capisce questa preoccupazione dell'unità d'Italia, perché avremmo dovuto riprendere Gioberti, eccetera, che era un altro sacerdote che lui aveva studiato e leggeva. E oggetto comunque delle mie speciali cure sarà la nostra Sardegna. Questo è il primo discorso che lui fa dopo l'elezione. La grave nostra miseria sarà il primo tema delle mie operazioni. Figlio del popolo e balestrato nel centro della Sardegna, conosco il fuoco che mi ha bruciato la pelle. Non erano discorsi. Fra l'altro i deputati non venivano pagati, per cui il suo problema sarà anche quello, trovare sostentamento. Ecco, e lui arriva appunto a Torino, Palazzo Carignano. Questo è come era allora. Ma se voi andate adesso, al centro della piazza, trovate un monumento, e la prima volta che sono andato io dicevo, è sicuramente Cavour. Il protagonista assoluto è stato Cavour. Non era Cavour, era Giulio, è Gioberti. Non è Cavour, è Gioberti. Strano, ma non è strano se leggiamo le pagine del giornale, le pagine del diario che lui scriveva quotidianamente. E in una di queste pagine Asproni dice: ho incontrato Angelo Porfirio. Angelo Porfirio era il parlamentare oratore più autorevole di quel periodo, tant'è vero che il sovrano, Vittorio Emanuele II, affiderà a lui il compito di scrivere la storia del Parlamento subalpino, per intenderci. E comunque Asproni dice: ho incontrato Angelo Porfirio, il sovrano mi ha detto che aveva visto il sovrano mi ha detto che non ne può più di Cavour, e mi ha detto anche che sta lavorando per sostituirlo. Mi ha anticipato che l'incarico lo affiderà a me, e poi aggiunge: mi ha detto di prepararmi, che entrerò al governo. Ma comunque non si capisce. Allora, vedete, le pagine del diario e gli scritti di Asproni ci aiutano a capire, vi stavo dicendo in questo caso, il perché non troviamo una statua lì, un monumento dedicato a Cavour. Passiamo adesso ai discorsi parlamentari che il professor Melis ha riordinato in questa pubblicazione. Vedete, questi sono i primi interventi. Questi sono i primi interventi che lui fa. Vediamo il tema rapidamente: sull'abolizione di alcuni tributi in Sardegna, sul commissario Reggio, generale alla Marmora, nominato commissario eccetera eccetera, per sedare le rivolte dei pastori. Ancora, per l'abolizione delle decime in Sardegna, guardate, sono tutti primi in successione, per l'abolizione delle decime in Sardegna, ancora tasse, sui monti di soccorso in Sardegna. Lui era stato responsabile, fra l'altro, dei monti frumentari in Sardegna, anche quando era sacerdote, sorti questi monti, quindi li conosceva benissimo, sorti con lo scopo di conservare le sementi e distribuirle ai contadini poveri, poi con funzioni anche creditizie simili a quelli dei monti di pietà.
Questi sono i suoi interventi. Ancora contro le decime, sull'imposta prediale in Sardegna. Ecco, e questo, permettetemi, per campanilismo l'ho lasciato. Allora, l'11 gennaio del 1851, su una petizione del Consiglio Comunale di Oliena per la conservazione dell'intendenza generale di Nuoro che si vorrebbe sopprimere. A Oliena, così come in tutti gli altri paesi, aveva i suoi referenti. Ancora sul completamento, ecco, subito dopo abbiamo questa che ho lasciato così nell'ordine, sul completamento dei lavori nel porto di Torres. Asproni interviene per appoggiare lo stanziamento di 30.000 lire invece dei 20.000 lire, dice lui. Domandate dai miei onorevoli amici e colleghi, perché quando si fa un'opera non deve lasciarsi quella incompiuta, e cioè, differentemente dai suoi amici, Asproni si era interessato sui costi dei lavori e aveva scoperto che i costi non erano di 20.000, erano di 30, per cui lui proporrà 30.000 per ultimare l'opera. Ecco, questa è una semplicissima, guardate che è una dietro l'altro così, il tenore, ma questi sono i primi interventi che lui fa. La preoccupazione qual è? La stiamo vedendo. Ma lui diventa realmente un protagonista, poi amico di Garibaldi, della spedizione di Messina. Anche qua il suo ruolo è stato veramente importante. Lui verrà chiamato in Sicilia subito dopo l'occupazione da parte dei Mille, è chiamato da Crispi, prodittatore. Dalla Sicilia si va a Napoli, e questa è sempre tratta dal diario di Asproni. Questa è la ricostruzione di quello che lui racconta nel diario. Napoli, 9 ottobre. Quindi vedete, sono appena arrivati a Napoli. Io adesso salto su tutte le altre cose, ma di che cosa parlano? Ecco, diciamo che così, se vogliamo un giudizio sui discorsi parlamentari che stiamo presentando stasera, questo passo ci dice il giudizio di Giuseppe Garibaldi sui discorsi parlamentari di Asproni. E Asproni in realtà stanno parlando d'altro, ci sono tutti i grandi, li abbiamo visti da Cattaneo a Mazzini, Napoli era stata liberata, eccetera, ma devono come dire, sussidiare la stampa amica e creare nuovi giornali. Mazzini affiderà e chiederà ad Asproni di occuparsi di questo, e lui lo racconta nel diario, ovviamente, tutte queste cose. E comunque alla fine incontrano il generale e si tratta di chiedere appunto i finanziamenti della stampa. Assolutamente no, perché Garibaldi avrebbe dovuto privarsi dei fondi raccolti per i volontari, e lui insiste, Asproni insiste. Alla fine nel diario dice forse ho esagerato, il tono è sbagliato, e annota però le cose che lui disse a Garibaldi: generale, quando io parlo a voi, io parlo all'amico, non al dittatore. Voi siete degno di dire la verità, ed io ve la dico, anche se per qualche istante dispiacesse. Vedete, voi conoscete la forza dei cannoni, ma non considerate che la stampa è una batteria che smonta i cannoni e spiana le fortezze meglio provvedute. A questa affermazione di Asproni Garibaldi risponde alla fine: va bene, prendete questo denaro per il giornale, varrà come lo Stendardo e la Nazione Armata, un'organizzazione che avevano costituito con la sinistra contro Cavour. Varrà, ecco il giudizio di Asproni, varrà come i vostri discorsi pronunziati alla Camera. E più avanti, nella stessa pagina, Asproni aggiunge: Carlo Cattaneo e Campanella parlavano in mio aiuto. Mazzini è contento. Mazzini è contento perché una parte di quei finanziamenti sono andati appunto alla stampa mazziniana.
Il rapporto con Mazzini. Il rapporto con Mazzini, lo vediamo. Siamo siamo nel giugno, 1° giugno del 1861, quindi appena qualche mese della nascita del Regno d'Italia. E di che cosa scrive Mazzini ad appena qualche mese dalla nascita? Scrive della Sardegna. L'Unità Italiana dedicherà quest'articolo alla Sardegna. A fianco vedete una immagine autografa che abbiamo recuperato, fra l'altro con dedica di Mazzini ad Aspruni, dietro segnalazione a suo tempo del caro Lello Puttu. Di che cosa parla questo articolo? Guardate, noi l'abbiamo pubblicato integralmente poi in appendice a quel volume. Parla, anche questo non vi sembri normale, anzi vi sfiderei a trovare qualcuno in questa campagna elettorale che parla di questi paesi come ne parla nel 1861 Mazzini. Di che cosa parla? Degli abusi governativi perpetrati a Sassari, Nuoro, Ospiti, Neoneli, Ardauli, Sorravile, Nughettu, Orune. E questi sono solo alcuni. Cioè c'è Asproni che... Ma aspettate, vi sto dicendo, attenzione alle date, 1861, 1° giugno, siamo a qualche mese. Quando le ha avute queste notizie Mazzini per scriverle? Quando le ha avute? Le ha avute a Napoli durante la spedizione di Mille. Quindi durante la spedizione di Mille, preoccupati dell'unità italiana, di realizzare l'unità italiana, di che cosa parlava Asproni con Mazzini? E poi lo vediamo tra un attimo con Cattaneo, della Sardegna, dei mari della Sardegna. Ma non è che ne parla, glielo fa scrivere. Perché ovviamente dice, se ne parli tu ha un altro peso. Se ne parli tu ha un altro peso. E subito dopo la pubblicazione di questo articolo nel diario scrive: in questo stupendo articolo, dopo averlo letto, in questo stupendo articolo Mazzini si è mirabilmente servito della memoria scritta che io gli diedi a Napoli, vendicando gli oltraggi fatti alla Sardegna, e io godo di aver infervorato questo genio ad occuparsi dell'isola. Ma la stessa cosa, ecco, questa è una lettera di Mazzini ad Asproni. Ma la stessa cosa fa Cattaneo. Cattaneo, ecco, lo vediamo. Cattaneo, insomma, è l'esponente di spicco del positivismo italiano, filosofo, autore e fondatore di questa importantissima rivista scientifica, di altissimo, il più grande. E di che cosa gli fa scrivere? Nel 1862 su un primo atto di giustizia verso la Sardegna. Anche Cattaneo è mobilitato sulla questione sarda. E lui scrive nel diario: questo scritto è un capolavoro di mano maestra e io sono onorato di avergli fornito il materiale. Questa è appunto una lettera di Cattaneo ad Asproni. Ma l'altra questione che ci aiuta a comprendere che cos'è che lo muoveva è la questione operaia, abbiamo detto. Questione sarda e questione operaia. Vediamo la questione operaia. Come ci ricorda nell'introduzione anche il professor Milis, un'opera e uno scritto di riferimento è questo: Mazzini e Bakunin, 12 anni di movimento operaio in Italia. Chi è l'autore? L'autore è Nello Rosselli. Nello Rosselli. Chi era Nello Rosselli? Ecco, Nello Rosselli e assieme a al fratello Carlo sono stati ammazzati in Francia sotto il fascismo il 9 giugno del 1937. Quindi stiamo parlando, l'autore di quel libro è Nello Rosselli. Che cosa scrive Nello Rosselli? Ecco, fra l'altro, Nello Rosselli, in questo caso Carlo Rosselli. Carlo Rosselli, giusto per restare con altri grandi protagonisti sardi, qua lo vediamo nella clamorosa
fuga sotto il fascismo da Lipari assieme a un giovanissimo Emilio Lussu. Non è un viaggio di piacere questo in barca, è un tentativo che in questa occasione andò in porto, ma che Lussu descrive: ma io sono rimasto in acqua per ore, io sono rimasto in acqua per ore e non arrivava, e l'indomani non arrivava, e l'indomani non arrivava. Lussu, tra l'altro, che era già malato, si è ammalato ulteriormente così, essere sottoposto a quello che poi lui definirà un intervento come si fa con i buoi, non con i cavalli di razza, perché anche lui aveva questa consapevolezza. Nello Rossilli, ecco, che cosa dice in quell'opera? Asproni approvò con molto calore la delibera di far rappresentare gli operai italiani al primo congresso internazionale dei lavoratori. Guardate che questa, l'internazionale del 64, è il punto di riferimento per tutto il movimento operaio di matrice socialista. E all'interno poi sia Mazzini che Asproni prenderanno le distanze, ma Asproni, ci dice nello Rosselli, si espresse con molto calore. E torniamo a Bakunin, appunto, che lui conobbe a Napoli nel 64. A Napoli lui nel 64, Asproni a Napoli nel 64 diventa direttore del Popolo d'Italia. Appena arrivato viene eletto nel municipio, nel consiglio municipale di Napoli. Cioè, dove va? Questo qua si fa conoscere. E Bakunin, questa è la prima lettera scritta da Bakunin, la prima lettera scritta da Bakunin di accompagnamento del primo articolo che poi effettivamente Asproni gli pubblica nel Popolo d'Italia. Eccolo Bakunin. Cosa si faceva in Italia Bakunin? Leggendo appunto quel libro che abbiamo indicato prima, ce lo dice Rosselli. Bakunin è arrivato in Italia su indicazione di Marx per strappare il maggior numero di associati mazziniani. In Italia il Partito Socialista non nasceva, e nascerà tardi, 1892. Per quale ragione? Questo è del 48, quello che abbiamo visto prima. Perché c'erano i mazziniani, per cui il problema qual era in Italia? Mazzini. Quindi si trattava di fare la guerra a Mazzini, chiedendo di scrivere in un giornale mazziniano. Ma questo è il primo articolo, viene pubblicato il 22 settembre del 1865. Il direttore è Asproni, ma Asproni, che evidentemente aveva capito qual era la preoccupazione di Bakunin, gli fa procedere all'articolo, oltre a una sua introduzione in cui prende le distanze, gli ricorda che questo è un giornale mazziniano, quindi parte introducendo Mazzini e poi, subito dopo, la raccolta di fondi per Giuseppe Mazzini. Gli ricorda che quello è un giornale mazziniano. Ma mentre Bakunin scriveva, in questo caso ad Angelo De Gubernati, che poi ha curato anche la storia del movimento anarchico, Bakunin scrive su Asproni: Asproni è un uomo superiore, intelligenza, cuore, carattere, tutto in lui è nobile e grande, non la solita meschinità dei nostri politici. Siamo amici. Guardate che questo è un giudizio espresso da Bakunin, che da Marx in giù li aveva conosciuti tutti. Ma Asproni è protagonista, come Mazzini voleva, della nascita in tutta Italia delle società operaie di mutuo soccorso. Lui diventa leader nazionale, è quello che ha scritto lo statuto nazionale, ha fatto parte della commissione di 5 membri e lui è entrato inevitabilmente tra quei 5. Ora,
il rapporto con le società operaie, guardate, lo vediamo semplicemente nella lapide che è stata apposta a Nuoro, a Casa Spruni, quando? Nel 1891. Da parte di chi? Chi l'ha apposta quella lapide? Che noi possiamo vedere ancora oggi a casa Spruni di Nuoro. Il sodalizio operaio e i liberi cittadini. Il sodalizio operaio e i liberi cittadini. Chi è che fa? Ma quando? Abbiamo detto 1861, chi era sindaco? Sindaco dal 1890 al 91 a Gavino Gallisai subentrava Francesco Mastino. Francesco Mastino è il padre di Pietro Mastino, che verrà eletto anche lui nel 18 gennaio del 1920 vicepresidente della società operaia di mutuo soccorso. Guardate che stiamo parlando, questo è entrato dopo la liberazione dal nazifascismo, questo è entrato subito al governo ed è stato ovviamente padre costituente della nostra Costituzione italiana. Chi c'erano altri autorevoli rappresentanti all'interno della società? Vediamo Giuseppe De Fino. Giuseppe De Fino è il padre di Attilio De Fino. E poi Sebastiano Maccioni, il padre di Angela Maccioni, la maestra resistente, l'unica maestra arrestata sotto il fascismo. E poi Giuseppe Pinna. Giuseppe Pinna è il padre di Gonario Pinna. Allora, la società operaia di Nuoro aveva sede in questo edificio. Non so se lo state riconoscendo, certamente forse non lo state riconoscendo, ma tra un attimo lo vedremo meglio. Ecco, subito dopo la liberazione, ecco, ci ricorda che cosa è accaduto in quegli anni, anche con quel palazzo. Qua in questo caso il commissario che scrive al governo, al presidente del Consiglio dei Ministri, che cosa gli scrive il 20 novembre del 1945? Quel palazzo che abbiamo appena visto a Nuoro è della società di mutuo soccorso istituita il 1° gennaio del 1871. Asproni era in vita. La stessa società aveva in Nuoro una sede propria, costruita a prezzo di grandi sforzi. Nel 1927 la locale prefettura invitava il sodalizio a cederle all'amministrazione provinciale. In realtà era il Partito Nazionale Fascista che voleva quella sede, e infatti diventerà sede del Partito Nazionale Fascista. E in data 8 dicembre del 27 i soci presenti votarono contro tale richiesta, anche se poi non è servito a nulla. Eccola, adesso forse la riconoscete tutti. Questa è la sede del comando oggi della Guardia di Finanza a Nuoro. Quella era la sede della società operaia costruita con grandi sacrifici. E chi erano i referenti di Asproni a Nuoro per costituire queste società operaie e comunque tutto quello che in questo caso anche Garibaldi chiedeva? Gavino Gallisai, lo diciamo per chi non è della provincia di Nuoro, ma qualche settimana fa è stata rappresentata al Teatro Eliseo in forma teatrale l'opera nota di Salvatore Mannironi, Il giorno del giudizio. E Don Gavino Gallisai è Don Missente per Salvatore Mannironi, cioè colui che ha sperperato una fortuna. Cosa ho detto? Ah, scusa, perché parleremo anche di Mannironi. Salvatore Satta, certo, avrebbe ragione, ci mancherebbe. L'autore di Gavino Gallisai era compare di Asproni. La compare si infiammò per le battaglie garibaldine e chiamò suo figlio Menotti come il primogenito del generale.
ha un suo ruolo ed è stato protagonista anche nei molti dei suoi condotti, venne arrestato in quell'occasione, fu liberato per intervento di Asproni. L'altro è il figlio di Gavino, è Menotti Galisai, che Salvatore presenta come Ricciotti. Ricciotti era il quartogenito di Garibaldi, quindi anche Salvatore Satta, autore dell'opera, sapeva perfettamente del rapporto che c'era tra Galisai e Garibaldi. Anche di Menotti Salvatore irride la sua partecipazione alle elezioni politiche del 13 e 19. Sorvoliamo su tutta questa parte qua. Era una partecipazione perdente fin dall'inizio, perché nel 1913 Giolitti aveva costituito la coalizione, per la prima volta la coalizione con i cattolici, per cui i socialisti, che dopo l'ampliamento del sistema elettorale rischiavano di entrare in forza in Parlamento, verranno arginati in modo brutale con quell'accordo, il cosiddetto Patto Gentiloni. Patto Gentiloni, e quindi è stato coraggioso Menotti a candidarsi con i socialisti. Ma Menotti è fratello di Priamo Galisai. Priamo Galisai è il musicista più noto e più importante che abbia prodotto, usiamo questa espressione, Nuoro alla fine dell'Ottocento, il primo Novecento. Ecco, ma su tutta la questione di Galisai, i rapporti con Garibaldi, caro professor Millis, lei forse potrà illuminarci, perché su queste cose delicate da noi sorgono anche le faide. Ma un figlio di Menotti, Sergio Galisai, ha una figlia di nome Maria Giuseppina Galisai, nota Macci, docente all'Università di Sassari di diritto penale, che sposa il giudice Franco Pilo, amico, da quello che sappiamo, del professor Millis. Eventualmente ci dirà e ci correggerà. Dai quali, c'è un errore di battitura qua, nasce Raffaella Pilo, che è una docente di storia moderna dell'Università di Cagliari. Ma, ripeto, su queste cose delicate di particolare importanza, eventualmente ci dirà. Prendiamo in mano invece lo statuto della società operaia. Questa è una coppia, non è la prima coppia originaria, questa è la coppia del 1888, ma è importante perché ci conferma allora quando è nata questa società operaia. È nata nel 1871. E con quale scopo? Qual era lo scopo? Lo vediamo brevemente soltanto in 2 articoli. Allora, guardate che questa è veramente l'impostazione mazziniana. La società ha per base l'unione e la fratellanza. Il suo scopo è di provvedere al benessere materiale e morale degli operai, col promuovere fra loro l'istruzione, istituendo apposite scuole e con sussidi reciproci. L'articolo 52 invece, quindi l'istruzione dovevano curare, non esistevano le scuole, i poveri restavano analfabeti. Ma come avrebbero potuto i poveri, il popolo, sostenere quel progetto mazziniano, appunto, Dio e popolo? Questo era il suo popolo, se non con l'istruzione. L'altro articolo importante ugualmente, perché noi ci lamentiamo oggi giustamente dei servizi sanitari, ma immaginate come dovevano essere i servizi sanitari nell'Ottocento, immaginatelo. Allora, chi provvedeva in questo caso? Le società operaie. L'articolo 52 dice: ogni socio colto da malattia che non duri meno di 5 giorni avrà diritto a un sussidio di lire 1,25 al giorno. Questo facevano le società mazziniane. Questo è un verbale, purtroppo è del 1919, non è del periodo che avremmo voluto, ma un altro particolare è che questo è firmato, preside della seduta Giuseppe De Fino, appunto il padre di Attilio. Questi sono altri documenti importanti. Questo è il medico Raffaele Calamida, al quale giustamente Nuoro ha dedicato un monumento in piazza San Giovanni. Accelero perché sto certamente sottraendo del tempo. La rivoluzione, il testimone della rivoluzione non cade nel vuoto. La guerra mondiale è stata fondamentale.
Qua vediamo la brigata Sassari capeggiata con il capitano Tommasi, Lusso e Bellini. Vedete, tutti e tre feriti che guidano i soldati. I soldati hanno il passo determinato che vedete a fianco, proprio perché sanno chi seguire. Vedete, questa immagine si sovrappone a quel particolare che abbiamo richiamato prima di Giovanni Maria Alcioni. Ancora noi chiudiamo, perché quel testimone non è caduto nel vuoto, nascerà dopo quella guerra, la prima guerra mondiale, in Sardegna nascerà il Partito Sardo d'Azione. Saltiamo questo riferimento ugualmente importante. Ecco, ma chi è che ha raccolto il testimone, in questo caso della rivoluzione? Emilio Lusso, Antonio Gramsci, Salvatore Mannironi, tutti e tre arrestati. E Gramsci non poteva, perché muore prima, nel 1937, ma Lusso e Mannironi saranno i protagonisti, entrambi, tutti e due, della commissione dei 75, quella che ha scritto proprio materialmente la Carta Costituzionale. Lo Statuto Sardo, protagonisti non solo della Carta Costituzionale ma anche dello Statuto Sardo, ma su questo ci fermiamo. Voglio chiudere definitivamente Asproni, ma secondo me la figura di Asproni è ben descritta da Georges Bernanos, perché Asproni ha vissuto realmente così. E io i miei sogni li volevo smisurati, se no a che servono i sogni? Ed ecco precisamente perché essi non mi hanno mai deluso. Anzi, se tornassi indietro cercherei di farli ancora più grandi, perché la vita è molto più bella di quanto avessi immaginato in sogno. Asproni era consapevole che la vita è breve e quella brevità voleva viverla e l'ha vissuta in pienezza. Grazie della ricchezza del tuo intervento e del lungo viaggio storico che abbiamo fatto con te, con le tue immagini. Grazie professor Furigreddu. La serata procede ora con l'intervento di Enrico Pau, che ha da poco curato un volumetto, come lui ama definirlo, un quaderno, dal titolo Lello Puddu incontra Giorgio Asproni e i due mazziniani a confronto, la continuità di un pensiero. Enrico Pau è un asproniano di ferro, erede di Lello Puddu, il primo ad aver studiato Asproni quando gli storici si tenevano un po' alla larga da questa figura. E Enrico Pau ogni anno, con grande puntualità, onora la ricorrenza del 20 settembre che ricorda la breccia di Porta Pia, organizzando a Nuoro una conferenza che rende omaggio a Mazzini, di cui è un grande estimatore. Infatti ora ci parla dell'influsso mazziniano nel Risorgimento e dell'Italia possibile di Giorgio Asproni. Prego. Chiediamo agli operatori. Allora, buonasera cittadini e cittadine che pazientemente partecipate a questo incontro. In via preliminare vorrei ricordare, l'ha citato prima Marilena, forse a molti di voi Lello Puddu dirà poco. Lello Puddu era un vecchio repubblicano che partendo dai funerali dello Stato fatti ad Asproni, poi in seguito il nome di Asproni rimbalzò ancora in questo paese, per avere poi uno stop totale durante il fascismo, se non qualche intervento di Luigi Falchi, che però parlo male di Asproni. Quindi la figura di Asproni, che oggi
molti di voi meno male conoscono, per un lungo periodo passò sotto silenzio. Allora nel 1951, ecco il merito di Lello Pullu, lui scrisse sulla rivista di Belloni, grande repubblicano genovese, lui studiava a Genova, e scrisse il primo articolo ricordando la figura di Giorgio Asproni. Ancora Lello Pullu ebbe il merito nel 1956, quando proprio di Asproni, forse manco a Bitti, si parlava più, la Nuova Sardegna pubblicò 2 lunghi articoli di Lello Pullu che parlavano della figura e riproponeva, certo in toni giornalistici, la figura di Giorgio Asproni. Ma passiamo al tema specifico. Molti già hanno parlato della pubblicazione del professor Merisi, pubblicazione indispensabile in questo momento dopo una serie di lavori fatti su Giorgio Asproni. Oggi su Giorgio Asproni diciamo che esiste una buona pubblicistica, molti hanno scritto, molti stanno continuando a scrivere, e soprattutto vorrei introdurre un argomento che è stato solo sorvolato, quello della fede mazziniana di Giorgio Asproni. Ma intanto partiamo da quale paese Mazzini partisse, quale Italia sognava Mazzini. Sognava quell'Italia che era stata già racchiusa nello Statuto della Giovine Italia del 1831, in cui si parlava la creazione di un'Italia come nazione, una indipendente, libera e repubblicana soprattutto. Questo era, parlare di repubblica nel 1931 non era facile. Quindi la mazziniana Giovane Italia si lasciava alle spalle le altre organizzazioni, quindi quelle carbonare che non rappresentavano più partiti, erano solo delle fazioni. Quindi Mazzini cercò di incanalare il suo discorso attraverso la creazione di un partito. L'obiettivo di Mazzini era, molti di voi certamente non dico cose nuove, era la rigenerazione repubblicana dell'Italia, dell'Europa e dell'intera umanità. Certo, un sogno vago, un sogno quasi irraggiungibile. E occorreva cambiare quindi la carta d'Europa per realizzare il sogno di Carlo Cattaneo e degli Stati Uniti d'Europa, poi da Mazzini fatto proprio. Giuseppe Mazzini, durante la sua esistenza, che attraversa praticamente tutto il Risorgimento, fu una vera forza ideale di azione, tanto da essere percepito in Italia, in Europa, nell'Europa dell'Ottocento, soprattutto dagli avversari, come un loro pari. Asproni come si inserisce in questo discorso mazziniano? Intanto Giorgio Asproni, che con felice intuizione Camillo Bellieni aveva definito come intelletto coltissimo ed animo integerrimo, 2 qualità che nessuno può negare a Giorgio Asproni. Come maturò questo suo pensiero laico e democratico fino a sentire profondamente il fascino del profeta genovese? Ma intanto era partito da Bitti, più volte qui è stato richiamato, con grandi speranze, e come dichiarò in suo scritto, soffrì di veste e di ventre, mio padre era un plebeo. Quindi partiva da queste, e lui riconosceva questa sua difficoltà di partenza. Quindi il mondo lo conosceva poco e quindi si
si incanalò in questa sua avventura in questo paese che ancora si stava formando, cioè l'Italia. Più volte molti lo definirono, come ad esempio ricordo Cavour disse, naturalmente in tono dispregiativo, se la Sardegna avesse 4 Asproni la Sardegna sarebbe ingovernabile, quindi lo stimava molto. Infatti tutti i giudizi di Asproni, che era molto aspro nel linguaggio, aveva persona di grande carattere e di temperamento, quando scrive, se voi leggete il suo diario, oppure anche nei discorsi parlamentari era un po' più diplomatico, appena, il linguaggio era più, perché sentiva il peso dell'istituzione, quindi del Parlamento, e quindi usava cioè faceva dei discorsi più chiari, più lineari, senza espresse. E si vede anche dai discorsi parlamentari, ma anche come scrive, la sua cultura classica. Pensate, lui conosceva molto la Divina Commedia, soprattutto Dante. Scrive nel 1876 un ricordo dantesco, in questa notazione sdegnosa su Garibaldi. Dice, anch'egli, quindi con Garibaldi aveva un grande rapporto, però quando scriveva le annotazioni era sempre particolarmente significativo, e scrive, anch'egli ormai è a pranzo con gli affaristi e puttaneggia con la casa reale, quindi quando stava già avvicinandosi, questo nel 1876. E ancora ricorda Guicciardini quando scrive, felice sarà il genere umano se arriverà il giorno in cui il prete sarà abolito, 1866, quindi linguaggio certamente molto aspro e molto chiaro. I suoi vari atteggiamenti ribellistici si notano soprattutto quando, assieme a Maurizio Quadrio e Alberto Mario, subì il trauma del 1848, i moti del 48, dove i moti rivoluzionari e con essi ne trasse un reciso dogmatismo di antisabolismo. Un'altra delle caratteristiche di Asproni era quello il suo carattere antipiemontese, soprattutto contro la Casa Reale di Savoia. Questi atteggiamenti cattoniani che sono significativi di Asproni, il suo carattere rigido e spigoloso, gli preclusero, come scrive il professor Tramarollo, gli preclusero nel tempo possibilità di diventare capopartito. Lui non fu mai un capopartito, neppure a livello di presidenza alla Camera dei Deputati. Nonostante lui fosse, quando nel 1876 arrivò al potere la sinistra, anche in quel momento lui fu vessato, tutti gli chiedevano favori perché ormai la sinistra era arrivata al potere, poi parlerà di trasformismo e altre cose di questo genere. Asproni, quindi la svolta mazziniana di Asproni, qui ve la faccio breve perché il discorso sarebbe molto lungo, ma nel 1843, dopo che fece un viaggio a Torino, tornò finalmente a Nuoro, e a Nuoro trovò una situazione nella chiesa, nella diocesi di Nuoro, disastrosa. Non c'era un vescovo
a Nuoro non c'era vescovo, quindi c'era l'amministratore apostolico Varesini da Sassari. A un certo punto si arrivò a cose diciamo proprio di bassezze tremende. Durante il viaggio di questo vescovo Varesini si arrivò a rubare il baccolo pastorale. Voi direte, ma che senso ha? Che poi fu accusato Asproni e subì un processo, quindi cose dell'altro mondo. Poi, meno male, dopo 5 anni trovarono il baccolo pastorale in un armadio di cui detenevano i suoi nemici la chiave, quindi era evidente che lui non aveva responsabilità. Ancora più avanti Asproni iniziò in questo clima di ribellistico ancora non ben definito, uscì il primato di Gioberti e quindi lui con altri politici sardi inizialmente abbracciò la causa giobertiana, tenne, come ha detto giustamente prima il professor Guligheddu, rapporti con Frassu, che era il segretario di Angioi, che chiamò il Nestero dei Democratici Sardi. Asproni professò sempre nei confronti di Frassu e anche di questi anche di Angioi, e quindi scrisse, battagliò e quindi inizialmente abbracciò quantomeno in larga massima la fede, cioè seguì gli insegnamenti giobertiani. La svolta in Asproni, dopo queste lotte interne, quindi passando da prete, ma non prete era canonico confessore, quindi una carica molto alta nella gerarchia ecclesiastica di Nuoro, e quindi si recò a Genova. Soprattutto il suo punto di riferimento fu Genova che quindi iniziò a collaborare col pensiero italiano. Lui era collaboratore di Niccolò Acane, che era il direttore e poi contemporaneamente trovò anche dei rapporti per far scrivere soprattutto a De Castro, che collaborò sempre al pensiero italiano. Allora Genova, perché è importante in questo suo passaggio da prete, quindi a laico democratico impenitente. Lui frequentò i circoli democratici di genovesi e stando a una lettera che lui scrisse al Celesia, pare che non rifuggisse ad alcuni aspetti, anche sembra strano per Asproni, alcuni aspetti cospirativi che sono documentati in alcune lettere. Qui però non c'è nessuna documentazione, ma si parlava di una sua presunta implicazione nella sollevazione genovese dell'aprile del 1849. A Genova frequenta un posto particolare e frequenta la farmacia, una delle migliori farmacie di Genova, la farmacia della famiglia Maiol, che erano di origine spagnola, e lì questa farmacia era una fucina di insurrezionalisti, di un ambiente particolare, di quella Genova che lui aveva scritto, entrò a far parte quindi di questi circoli. E poi negli anni 50, come si sa, lui viaggiò molto, quindi in Svizzera, in Francia, in Inghilterra,
e a Londra, come sapete, nel 1855 incontra il suo idolo, incontra Giuseppe Mazzini. Quando scrive nel diario la cronaca, è una cosa importante, secondo me e secondo altri storici, sicuramente Aspruni non va in viaggio turistico, non va per fare turismo né in Inghilterra né in Francia, ci va in funzione sicuramente cospirativa. Nel diario però lui scrive, perché il diario poteva finire in mano alla polizia segreta, e scrive: con Mazzini abbiamo parlato dell'Italia, delle circostanze attuali d'Europa e di tante altre cose che confiderò alla carta quando sarò a Nuoro in casa mia. Poi naturalmente dopo non scrisse, non appuntò proprio niente, però sicuramente non era andato per caso. Ancora Aspruni lo troviamo, ecco perché è uno dei grandi del Risorgimento. Come ha detto prima il professor Poligheddu, lo troviamo con Garibaldi in Sicilia, lo accompagna e poi lo accompagna anche a Napoli a Garibaldi. In Sicilia lui teneva dei rapporti particolari con alcuni suoi amici, quindi in Sicilia aveva i suoi riferimenti. Allora nel 1855 era arrivato a Nuoro un medico durante il colera e si chiamava Giuseppe Cottone, forse un nome che è di Nuoro ha sentito nominare. Giuseppe Cottone, che era questo medico molto amico di Aspruni, i suoi amici di riferimento a Nuoro erano Don Gavino Galisai e Giuseppe Cottone. E in particolare Cottone lo accompagnò in Sicilia, lui era palermitano, si sposò con una vostra compaesana che si chiamava Peppa Deledda, quindi lui aveva molti rapporti, oltre che con Aspruni anche con i Bitesi, perché la moglie era nata a Bitti, e andò e lo ospitò Cottone, il fratello di Cottone, che era parroco di Bagheria, e quindi dormì a casa del fratello di Cottone, si chiamava Don Tommaso Cottone, questo il 10 agosto 1860. È un riferimento a Bitti, bisogna sempre farlo, perché probabilmente molti lo sanno che Cottone poi erano compari perché aveva battezzato il figlio di Cottone. Ancora ne ha parlato ampiamente il professor Poligheddu degli interventi che quando si paventò il passaggio della Sardegna alla Francia, quindi i vari appunti che Aspruni di fatto, gli articoli di Mazzini furono scritti di suo pugno. Naturalmente lui questo non lo può dire, lo dice anche in poche parole. Comunque gli articoli sulla Sardegna per Cattaneo è un po' diverso, per Cattaneo in effetti dettò solo degli appunti. Ancora lo troviamo come artefice molto importante anche per la questione romana. Per la questione romana lui si impegnò moltissimo, anche perché aveva dimestichezza con il Vaticano, aveva delle ottime conoscenze. Uno dei suoi migliori amici era questo Monsignor Sagretti, persona molto importante, si occupava di giustizia nel Vaticano, e quindi riuscì a entrare, nonostante lui scriva della Chiesa romana, dello Stato Pontificio, dice: è pieno di vipere i cardinali e mandarini del Vaticano i vescovi, quindi li tratta abbastanza con educazione e con rispetto. E quindi c'è il suo interessamento fattivo, portò avanti molte missioni, soprattutto per
risparmiare la vita ad alcuni condannati a morte nello Stato Vaticano. Vi immaginate nello Stato Vaticano che esisteva la pena di morte? Infatti alcuni furono risparmiati per intervento diretto di Giorgio Aspruni. Il culto per Mazzini, è smisurato. Se voi leggete le cose che scrive, a volte sono quasi al limite del divino. Dice Mazzini, la sua splendida intelligenza, il suo amore ai suoi sacrifici per la patria e alla innocente e santa vita sua. Ancora Giuseppe Mazzini, sperticato lì. Giuseppe Mazzini, un essere che la provvidenza manda dopo il giro di tanti secoli per riconciliare l'uomo al genere umano. Così, straordinario, al di fuori di ogni logica. Addirittura arriva lui da prete e dice: dopo Gesù Nazareno, qui siamo proprio al paradosso, non c'è nella storia una figura divina come quella di Giuseppe Mazzini, sarà un lutto universale prima della sua morte. E ancora io osserverò indelebile memoria di questo, il giorno che lo trovò sul letto di morte, di questo giorno e dell'aspetto di Giuseppe Mazzini, che parea invitasse a genuflettersi e a venerarlo come santo. Passiamo ad altro, perché quindi immaginatevi qual era lo spirito più da vicino la figura di Aspruni. Di questo personaggio politico ormai bisogna dare merito alla Camera dei Deputati e soprattutto al professor Melis, perché se ne parlava da anni. Probabilmente non voglio fare delle affermazioni avventate, ma sicuramente alla Camera dei Deputati si risolvono queste cose, non dico a colpi di maggioranza, però a colpi di lottizzazione, una cosa vilissima, e quindi Aspruni probabilmente è uscito da questo numero. Ancora, il primo, poi la farò breve perché ho capito che la gente non può sapere, non è colpa mia, però farò il possibile ci mancherebbe, anzi molto con piacere. Il primo che biografo di Giorgio Aspruni, dopo la sua morte a Nuoro, fu un personaggio un po' controverso, poco conosciuto. Io un 20 settembre proprio ho parlato di questo avvocato nuorese riorane che si chiamava Pietro Paolo Sciotto Elias, erano cugini con il Sciotto Pintor, ma in mezzo c'era un omicidio, quindi del nobile, comunque è una cosa abbastanza lunga. Comunque Pietro Paolo Sciotto Elias, che è stato anche professore di diritto all'Università di Sassari, avvocato di grido, fu il primo di ingegni potenti, entrambi lo ebbero da natura potentissimo, sebbene diverso, entrambi furono sublimi in onestà e fermezza di carattere, per elevatezza e nobiltà di sentimenti, per valore e coraggio, linguaggio ottocentesco, ma ancora annotò una cosa che pochi sapevano probabilmente, che Giorgio Aspruni morì povero, visse ricco perché seppe costantemente frenare ogni sorta di cupidigia e contentarsi di poco, ricchezza delle anime grandi, quindi un ricordo carissimo. Ancora, come lo ricordò ancora più avanti il poeta Sebastiano Satta, che lo ricorda, allora il poeta coglie in questa sua poesia dedicata a Giorgio Aspruni
coglie un aspetto suggestivo dalla figura di Asproni, modellandola secondo la tradizione orale, ai suoi tempi ancora vivo nel nuorese, perché veniva tramandato per via orale la conoscenza di questi personaggi. Asproni fu in effetti più un uomo politico italiano di origine sarda che un uomo politico sardo in senso limitativo. Ancora un altro che lo ricordò, lo stigmatizzò, perché poi la figura di Asproni si trasmise anche con gli altri, uno di questi sicuramente, come dice Mialino e Crapino, Michelangelo Pira, che dice che Mastino, lo ricordò alla fine, Mastino rappresentava ancora nel 1960 la grande tradizione democratica di Nuoro, che ha la sua origine nel Risorgimento e che si richiama da Asproni. Grazie a tutti per aver avuto l'opportunità di ascoltare. Grazie a lei. Ho una comunicazione da leggere, arriva da Nando Buffoni, che tutti conosciamo, economista abitese trapiantato a Sassari. Sono molto dispiaciuto di non poter essere presente alla presentazione dell'eccellente ricerca su Giorgio Asproni da parte del professor Guido Melis. La famiglia Buffoni deve la sua presenza a Bitti a Giorgio Asproni, il quale invitò mio bisnonno Ferdinando a trasferirsi qua, dove mise su famiglia con Itria Asproni. E Giorgio Asproni testimone. Bisnonno era un renitente alla leva nell'impero austro-ungarico, originario di Careno in provincia di Lecco, in quel tempo parte dell'impero. Non mi è parso opportuno trasmettere ai relatori e al pubblico il virus di circostanza che ha complicato la stagione natalizia di fine anno. Vi seguirò in streaming. Ai presenti autorità, agli illustri relatori e compaesani, l'augurio carissimo di un incontro proficuo e di un 2024 sereno, commente vos precates. Nando Buffoni. Io, prima di dare la parola al professor Melis, volevo dare voce a lui, a Giorgio Asproni. Se mi consentite la lettura di un brevissimo brano, il suo intervento del 28 settembre del 1849, si parla di strade. Domanderei alla Camera a voler dichiarare di urgenza la petizione 1564 che riflette le strade da eseguirsi nell'isola di Sardegna. Mentre in Piemonte si fanno strade di ferro, mentre da tutte le province piovono al Parlamento richiami per dichiarare reali molte strade di provincia, noi poveri sardi siamo costretti a camminare anche a piedi per non poterci neppure sostenere sui cavalli nel passeggio di molti luoghi impraticabili. Signori, i mezzi di comunicazione sono per la Sardegna il primo bisogno e le strade sono riconosciute il più efficace rimedio per rialzarla dallo stato di dolore in cui giace da secoli. Che la Camera vi pensi e il governo se ne occupi davvero. Al tempo per andare da Bitti a Nuoro si impiegavano 5 ore. Ora, avviandoci, prima di avviarci alla conclusione, vorrei dare la parola al professor Melis ponendogli anche una domanda, perché io ho questa curiosità da profana e non studiosa. Perché la pubblicazione dei discorsi parlamentari arriva ora? Cioè si sana una lacuna, si rimedia a una dimenticanza del passato, o si coglie solo ora l'importanza di questo personaggio, o serviva un impegno straordinario vista la gran mole di atti e discorsi parlamentari che solo lei, professore, visto che è storico e anche ex deputato, poteva garantire? Grazie Marilena. Posso alzarmi in piedi perché io sono più... Poi Asproni avrebbe parlato in piedi, no? In Parlamento, perché quel Parlamento che ci ha raccontato Francesco Sotto non c'erano i microfoni. Mi sono chiesto, facendo questo lavoro e vivendo tutto il periodo della pandemia con Asproni, abbiamo vissuto soli, io e lui, e io mi sono chiesto ma che voce aveva Asproni?
io penso che avesse una voce tonante, perché parlare e dire quelle cose con quella capacità anche retorica che emerge dai discorsi richiedeva certamente una voce molto potente. Io penso che avesse una voce tonante. Dunque mio padre, che era un avvocato, diceva: quando la sentenza, capisci che la sentenza sarà favorevole o che comunque te la caverai, non parlare più. E aveva ragione, perché parlando si rischia poi di modificare la sentenza e di farla diventare sfavorevole. Io devo però almeno ringraziare il comune di Bitti moltissimo, perché ha voluto questa presentazione fin dai giorni in cui ci siamo visti, no? Assessore a Sassari, lei ha avuto la bontà di venire e di parlare, di portare già il saluto di Bitti in quella manifestazione, e poi ci siamo ancora sentiti con l'amico Carlo tante volte, lo ringrazio della fatica che ha fatto a mettere insieme il tavolo e a trovare la data adatta. Io ero un po' perplesso sul 28 dicembre, ma lui mi ha detto: ma il 28 dicembre i bittesi che sono fuori sono tornati, soprattutto i ragazzi, vedo che la sala è piena. L'altro giorno sono stato all'Aquila a fare un'altra cosa e devo dire che in una sala come questa era vuota, tanto che la RAI, che era presente, ha fatto radunare i pochi astanti in maniera da non far vedere che c'era la sala vuota. Qua la RAI non avrebbe questo problema. Quindi grazie infinite, grazie a chi ha voluto fare regalarmi questa pomeriggio in cui ho imparato un sacco di cose, naturalmente, perché non è che io so tutto su Asproni, io mi sono occupato dei discorsi parlamentari. E per rispondere subito a Marilena, l'ha detto bene il mio amico Annico, il mio vecchio amico Annico, che ci conosciamo dai tempi dell'università mia e sua, forse tu eri già fuori. La verità è che questo meccanismo che vedete riflesso in questi volumi che ho davanti è un meccanismo che viene governato da un organismo collettivo dei partiti politici, e i partiti politici dividono un po' le cocuzze. Se tocca a un cattolico, poi toccherà a un comunista, allora c'erano anche i comunisti, poi a un socialista, poi a un democristiano, poi è rimasto anche nella cosiddetta Seconda Repubblica. Asproni non è di nessuno, perché è di tutti, non è di nessuno, è un personaggio straordinariamente eccezionale. Però io ho avuto un amico carissimo che è stato citato all'inizio, che è Antonio Casio, che è stato eletto bibliotecario capo, sembra una cosa da niente, vuol dire una delle massime cariche del Parlamento, della burocrazia parlamentare. Antonio è gallurese, è di Berchida, ha studiato a Sassari e si è laureato a Sassari, e ha conservato per la Sardegna una straordinaria affezione, e appena abbiamo cominciato a diventare amici, che è stato poi grosso modo nel periodo in cui ho fatto il deputato, cioè dal 2008 al 2013, lui ha cominciato a tempestarmi che bisognava fare una pubblicazione dei discorsi di Asproni. È lui che ha avuto l'idea. Naturalmente un deputato non ha tempo per fare questi lavori. Sei un buon deputato come Asproni, io non sono stato bravo come Asproni, ma sei un buon deputato che vuole fare il suo lavoro, deve stare sul pezzo, non può stare ore e ore e ore a leggere i discorsi, a cercare le fonti e a cercare di leggere la storiografia, e quindi la cosa si è rimandata. Alla fine è stata così pressante. Antonio era io ero già in pensione dall'università, Antonio era in pensione, stava per andare in pensione, mi disse: guarda che sto per andare in pensione, questi sono gli ultimi momenti, se non si fa adesso non si sa chi verrà e se si potrà fare. Allora abbiamo deciso di fare questa cosa. Ecco perché Marilena è uscito così tardi, ma è uscito tardi non so perché i diari sono stati una straordinaria opera nei confronti della quale io mi inchino, e se non ci fosse stato i diari io non avrei fatto questo libro, che è intessuto, dialoga con i diari. Carlino Sole e soprattutto Tito Ru hanno fatto un lavoro straordinario, perché chi di voi conosce i diari, forse molti che avranno sfogliati, sa che addirittura Asproni scriveva il tempo meteorologico di quel giorno. Dovunque si trovasse tu potresti ricostruire la storia delle temperature, se c'era freddo, se c'era caldo, se c'era vento di maestro o c'era vento di grecale.
perché lui scriveva anche questo, oltre a tutte le osservazioni che riguardavano la sua salute, perché Asproni, questo non l'ha detto nessuno, era un malato più o meno immaginario, è morto di malaria, poverino, lui nel 76, ma era perennemente oppresso da questa sua salute e continuamente scriveva di essere in punto di morte. Curiosa questa debolezza. Ma sì, è una cosa un po' curiosa. Addirittura a un certo punto non aveva più fiducia nei medici e si affidava a questi curiosi personaggi che usavano una omeopatia dell'epoca per curare, e quindi gli somministravano delle pozioni che lui con fiducia prendeva, sempre poi rivelandosi queste pozioni di scarso effetto. Nel volume c'è anche la citazione di un saggio scritto da due medici che analizzano, come facessero una radiografia attraverso i diari, quali erano i mali di Asproni. Quindi noi potremmo anche sapere attraverso i diari e il lavoro, forse l'hai fatto anche tu, sì, io l'ho visto il tuo libro naturalmente, ce l'avevo sul tavolo quando ho scritto e credo di averlo anche citato. E questo insomma è la cosa. Comunque sono molto contento perché oggi abbiamo colmato una lacuna, non c'è sede più degna che Bitti per parlare di Asproni. Faccio un omaggio a Asproni prendendo a prestito i diari curati da Carlino e da Tito. Allora, vi leggo un brano brevissimo e poi vi prometto che sarò brevissimo. Oggi ricorre la festa dell'Annunziata in Bitti. Preferirei di essere là che in qualunque magnifica città del mondo, in quella valle che a guardarla da patrono o dalle punte di Varisone offre un imponente spettacolo. C'è qualcosa di stupendo nella natura, alberi secolari, vegetazione robusta e solitudine. Io rammento le impressioni che ricevevo da fanciullo quando mi portavano alla festa, impressioni che si rinnovavano già vive e miste a gioia e a mestizia ogni qualvolta vi sono passati in età matura. Durante quella festa odi, gare, inimicizie tacciono. I festeggianti si trattano da fratelli. Ci ritornerò io un'altra volta almeno prima di morire? È un pezzo questo tratto dai diari, siamo nel 1868-70 ed è un omaggio a Bitti, insomma, che Asproni ha scritto nel suo diario e che io faccio attraverso le sue parole. Passo al tema che mi interessa. Beh, insomma, quando io e Antonio Casio abbiamo cominciato a parlare di fare questo libro, ne abbiamo parlato perché ho fatto una piccola inchiesta. Vi cito alcune opere. Storia d'Italia di Benedetto Croce, Asproni non c'è. Storia d'Italia di Gioachino Volpe e Italia in cammino di Gioachino Volpe, Asproni non c'è. Non c'è nell'indice di nomi neanche una volta, neanche per caso. Salvatorelli, Pensiero e azione del Risorgimento, Asproni non c'è. Storia d'Italia Einaudi dall'Unità Oggi, il volume di Ernesto Ragionieri sull'Italia contemporanea, Asproni non c'è. Storia d'Italia Einaudi, Annali 22, il Risorgimento, una volta. Storia d'Italia Sabatucci Vidotto, il volume sull'Ottocento, non c'è. Girolamo Soggiu c'è, ma in opere recenti, perché nella sua Storia della Sardegna Sabauda, che è il primo volume che è uscito e dove ci sarebbe dovuto essere per la verità, anche qui c'è una sola volta. Ora, questo dimostra che la storiografia nazionale, Asproni l'ha considerato un personaggio minore, regionale. E questa è una cosa molto grave, perché Asproni invece, come ha abbondantemente dimostrato, tutti voi l'avete dimostrato, poiché dopo ce l'ha fatto vedere anche visivamente con un'efficacia straordinaria, era molto bello il suo documento. Asproni era un personaggio nazionale, era uno che trattava con Garibaldi e che gli diceva: generale, sbagliate. Capita, quando lui va a Genova a trovarlo e scende nel suo vascello, Garibaldi dorme non in albergo, dorme a Genova in barca, in porto, e lui va a trovarlo, hanno una discussione e dialogano, e nel diario c'è scritto che ci sono dei contrasti, ci sono dei conflitti. Lui non era per età in
in grado di fare il risorgimento combattendo, perché è nato nel 1808, vuol dire che nel 1948 non poteva essere tra i giovani che riempivano le piazze d'Europa chiedendo libertà e chiedendo autonomia per i popoli. Poi nel 58, 59, 60 era ancora troppo anziano per fare le battaglie. Anche l'impresa garibaldina, sì, non è stato garibaldino, lui ha seguito qualche giorno dopo l'impresa di Garibaldi. Lui arriva in Sicilia e Garibaldi ha già conquistato la Sicilia sostanzialmente. E cosa fa? Sta nelle retrovie e lavora diplomaticamente. Lui era uno straordinario mediatore, amico di Crispi. Il suo mestiere era di tenere a bada Crispi, perché lui aveva già capito che Crispi con le sue irruenze, con le sue stravaganze avrebbe potuto compromettere in parte. Era quindi lui un personaggio che agisce un po' dietro le quinte, che non prende gli onori, tantomeno prende le ricchezze, non gestisce potere, non ha potere, ha quel potere particolare che consiste nell'influenzare gli avvenimenti con la propria cultura e con la propria intelligenza, perché il potere si può esercitare o economicamente o politicamente o anche intellettualmente, se sei così bravo da condizionare in qualche modo l'opinione pubblica, gli altri, quelli che ti stanno attorno, il tuo partito. E lui faceva questo mestiere, era capace di esercitare un'influenza, un'egemonia sugli altri, perché era bravo, cioè era uno che aveva dietro di sé una capacità evidentemente di convincimento che altri non avevano. Ora è abbastanza strano questo se guardi la cultura di Asproni, perché tu hai citato giustamente le citazioni dell'antica Roma o dell'antica Grecia o di Dante. Se entri nella letteratura contemporanea ti sorprende, perché sarà Leopardi una o due volte, forse nei diari, non mi ricordo, ho guardato. Dopodiché non c'è quasi nessuno dei grandi. Manzoni c'è, ma lui di Manzoni tutto sommato ne diffida, non gli piace. Forse ha ragione lui, perché Manzoni può essere che non piacesse, aveva un atteggiamento e una filosofia che poteva non piacere a un repubblicano come era lui, però insomma era più un uomo d'ordine Manzoni, però insomma è evidente che lui con la cultura del suo tempo insomma è un po' fuori da quella cultura. Certo era amico di Cattaneo, leggeva gli economisti, non c'è dubbio, aveva molti collegamenti con la Francia, però in qualche misura i suoi discorsi rivelano uno sfondo che è uno sfondo un po' datato, e ciò nonostante lui capisce la situazione ed è molto realistico. È insieme un repubblicano convinto e intransigente, ma non solo nei diari, ha ragione Amico, nei discorsi è più prudente, ma insomma le cose che deve dire le dice. Su Cavour ci sono delle cose nei diari incredibili, adesso non ho il tempo e non abbiamo il tempo tutti di leggerle, ma ci sono delle cose incredibili, addirittura la grassezza di Cavour, lo insulta, mette in rilievo i difetti fisici di Cavour. Ma Cavour sapeva che Asproni era un interlocutore pericoloso e infatti lo tratta con una certa ipocrisia, dice Asproni nei diari, lo liscia quando è necessario lisciarlo. L'altra grande e interessante cosa che ho trovato in questi discorsi, e con questo mi avvio ormai alla conclusione, è il ruolo fondamentale del Parlamento. Lui era un parlamentare dalla A alla Z, anche a costo di stare lontano dalla Sardegna, perché una delle caratteristiche è che se voi fate il conto dei mesi e degli anni e li mettete tutti in fila, scoprirete, come ho scoperto io, che lui è stato più fuori che dentro la Sardegna. Lui è stato quasi sempre fuori, anche quando poteva. C'è un momento in una delle ultime elezioni che lo eleggono in Sardegna, mi pare proprio a Nuoro se non ricordo male, ma lui non ci viene, non fa la campagna elettorale. Forse allora non si facevano le campagne elettorali, si andava a chiedere i voti agli amici e c'era qualcuno che li chiedeva per lui, ma lui non fa la campagna elettorale, se ne sta a Napoli a fare che cosa? Napoli gli piace da morire, prima gli piaceva Genova, odiava Torino, Firenze e Roma. È curioso che abbia odiato le tre capitali del Regno d'Italia, Torino, Firenze e Roma, li odiava. A Torino poi non se ne parli perché gli sembrava sabauda e lui odiava la dinastia dei Savoia.
Genova gli piacque molto, ma soprattutto gli piaceva Napoli, dove stava il più possibile. Era un personaggio di una umanità straordinaria, i viaggi si è detto, ma lui stava nei viaggi, faceva un lavoro quasi da cronista, annotava i particolari più strani. Ho incontrato una signora in treno che mi ha detto: ho visto due persone che a Londra, ho visto questo e quest'altro, ho assistito al passeggio di Napoleone III a cavallo e la folla che lo applaudiva, ho avuto la sensazione di una dittatura. Cioè era attentissimo a tutto quello che vedeva e tutto registrava in queste pagine dei diari. Il diario è fatto davvero giorno per giorno, lo dico perché di recente mi sono accorto che il diario di un altro grande uomo politico dei nostri tempi non è fatto giorno per giorno. Ho lavorato da poco sui diari di Andreotti, perché mi sto occupando dell'archivio Andreotti. Andreotti il diario non lo scriveva tutti i giorni. C'è una pagina di uno di questi diari di Andreotti in cui si dice: oggi gli operai della Fiat al mattino, nel primo turno, hanno trovato legato a un cancello della Fiat un sindacalista missino, si chiama Guido Rossa. Questa è la prova, questa è la prova provata, perché non poteva chiamarsi Guido Rossa, si chiamava ben altro. Guido Rossa morirà qualche mese dopo, ucciso dalle Brigate Rosse a Genova. Non si chiamava Guido Rossa. Come mai lui lo chiama Guido Rossa qualche mese prima? Perché il diario non è scritto qualche mese prima, se no non gli sarebbe venuto fatto di scrivere quel nome. È un lapsus, ma qualche volta anche più intelligenti. Poi è stato corretto in una versione successiva, ma io mi vanto di averlo scoperto, perché Andreotti è difficilissimo da leggere, perché è attentissimo a quello che scrive e scrive solo quello che vuole scrivere. Invece nel diario di Asproni c'è tutto. Ripeto, è la prova provata che lui scriveva questi diari in assoluta sincerità. Certo, quando non voleva che si sapesse, perché il diario poteva cadere in mani nemiche, stava attento. Quel brano di Mazzini, e così chiudiamo con un sorriso, quel brano di Mazzini è stato usato in quel convegno dove c'era Spadolini, 1979, ero presente anch'io perché scrissi la cronaca, allora ero un giovane collaboratore dell'Unione Sarda e scrissi la cronaca del convegno, stetti 2 giorni a Nuoro, e parlò Manlio Brigaglia. Brigaglia era un attentissimo lettore, non gli sfuggiva nulla, lesse questa pagina bellissima, non ve la posso leggere perché è lunga, bellissima, dove Asproni e Crispi vanno a Londra a trovare Mazzini, che abita all'ultimo piano di un palazzo al centro di Londra. L'ultimo piano vuol dire il piano più povero, perché non c'erano gli ascensori, allora i ricchi stavano nei primi piani e i poveri stavano, le servitù stavano sopra, no? Arriva all'ultimo piano e gli apre quest'uomo straordinario, i capelli ingrigiti, gli occhi luminosi, il sorriso, l'eloquio, li fa entrare in questo ambiente sobrio, pulito ma povero, li fa sedere e parlano, appunto, come dicevi tu, parlano per una mattinata intera dei problemi che sono sul tappeto. Naturalmente lui non si sbilancia. Sono uscito da questo incontro pieno di luce, mi sono portato dentro i raggi solari di quest'uomo, insomma dice delle cose bellissime, poi va a capo e dice: in casa sua mi ho dimenticato l'ombrello. Che è una cosa che Brigaglia disse leggendo questo brano e fece ridere tutti, perché c'era come uno stacco retorico tra la pagina e questo. Però gli ombrelli nel 1855 costavano un sacco di soldi, e quindi lui, che era così attento anche no, era povero, Asproni era povero. Io vi ringrazio moltissimo di avermi invitato qui, sono venuto molto volentieri a Pitti, ci sono venuto altre volte, che sono amico di una persona che è seduta qui, a cui voglio molto bene, e quindi di conseguenza sono venuto anche altre volte. Sono venuto anche dopo l'alluvione, subito dopo l'alluvione. Mi fa piacere di aver trovato una città messa molto meglio. Grazie. Raccolgo una sollecitazione che è giunta dal pubblico. Ci sono più persone interessate all'acquisto di questi 2 volumi. Come possono fare? Guardate, questo è un problema che non voglio parlare male della Camera, che è l'editore, però la Camera dei Deputati da qualche tempo, non si capisce perché, su questo, forse si capisce, applica una politica della lesina.
hanno fatto il libro, dopodiché io mi aspettavo che lo mandassero un po' in giro, addirittura che lo mandassero nelle librerie. Non esiste più la libreria della Camera con quei compiti che svolgeva prima, cioè si poteva andare e comprare il libro se si voleva, oppure scrivere e te lo mandavano. Questo la Camera non lo fa più. Mi hanno risposto: rivolgiti ad Amazon. Amazon io pensavo che ci venisse regalato. Beh, questo signora non dipende da me, io non ci guadagno una lira su questo libro, sia ben chiaro, no? Ci sono degli ex parlamentari che sanno di cosa sto parlando. La Camera ti fa il libro ma non ti dà una lira, questo lo sappiamo tutti, è un onore essere in questa collana. Devo dire che Asproni, questa è la collana più importante della Camera dei Deputati, perché ne fa diverse. Questa qui è la collana più importante che c'è, dove sono soltanto i grandi, quindi Asproni ha avuto un onore considerevole, credo che sia merito soprattutto sono i discorsi parlamentari della Camera dei Deputati. E quindi scrivete ad Amazon, non costa molto, costa 40 euro, 2 tomi così non mi pare che sia molto, però certo vi si accolleranno le spese postali, questo non c'è dubbio. Ma insomma, qui in biblioteca ci deve essere una copia che ho fatto regalare dalla Camera, quindi la biblioteca di Pitti ce l'ha, chi lo vuole leggere lo può leggere lì. Grazie ancora. L'ultima cosa prima dei saluti finali, per gentilezza, vi ricordo che domani pomeriggio alle 18 c'è l'ultimo appuntamento della rassegna Tenor Up e in quell'occasione ci sarà un premio speciale alla carriera a Zio Daniele Cossello, fondatore della Tenoras. Io mi avvio alla conclusione, ma ringrazio davvero tutti per la vostra presenza, ringrazio gli amici di BZ TV e ringrazio di cuore i nostri relatori per la ricchezza, per la profondità e anche per la passione delle loro riflessioni. Mi congedo con due parole tratte dai discorsi parlamentari di Asproni, che un po' sono il suo lascito spirituale. Ho sempre diviso gli affetti miei col popolo e li ho consacrati al popolo da quando ho avuto uso di ragione. Grazie a tutti per essere intervenuti, tanti auguri di buon anno.